Buongiorno a tutti e benvenuti in questa mattinata che sarà una mattinata ricca, un convegno che vi riempirà di informazioni ma sicuramente utili. Il titolo è infatti Vivere insieme l'emergenza ed è un'iniziativa inserita nel progetto didattico dal titolo Cultura del volontariato e cucine di emergenza. Scritto dal dottor Giuseppe Battistini, che avremo modo poi di dialogare con lui qui sul palco. È un progetto promosso dalla DSE, il Dipartimento Solidarietà ed Emergenza della Federazione Italiana Cuochi. È realizzato dall'Istituto Beltrame in collaborazione con Prealpi Soccorso e in sinergia con la città di Vittorio Veneto e con la Protezione Civile per la collaborazione. Siete una platea bellissima, molto giovane, ci sono anche tante autorità. Questo progetto infatti è rivolto sì alle classi degli istituti alberghieri di quarta e quinta, ma è rivolto anche a tutta la cittadinanza. Gli scopi saranno, io non sono così brava ad elencarveli, le voci che si susseguiranno qui sicuramente sapranno esplicare in modo migliore gli scopi di questo progetto, però vi lascio qualche parola per darvi degli spunti, e sono sicuramente volontariato, solidarietà, competenza e spirito di collaborazione. E proprio in questo spirito di collaborazione qui oggi non ci sono solo l'istituto alberghiero di Vittorio Veneto, ma c'è anche l'istituto Costa Smeralda di Arzachena in Sardegna, che è già qui da qualche giorno per vivere appunto questa esperienza. C'è sicuramente da leggere prima di tutto una comunicazione, perché qui siamo tanti, e quindi il presente comunicato così da poter al meglio gestire l'eventuale insorgere di un'emergenza. A supporto dei partecipanti c'è una squadra di emergenza composta da 3 addetti antincendio e 2 addetti al primo soccorso che indossano il gilet di alta visibilità. Li vedete ai lati. Gli addetti sono in posizioni di prossimità alle uscite di emergenza, così che possono guidarvi, se ci fosse la necessità, verso i punti di raccolta esterni dell'edificio. Il segnale di allarme che comunica la necessità di evacuare il teatro è la sirena antincendio e le specifiche indicazioni verranno date tramite l'impianto in filo di fusione. Al suono del segnale di allarme mantenere la calma e raggiungere l'uscita di emergenza più vicina al proprio posto, seguendo le indicazioni del personale scolastico addetto alla gestione dell'emergenza. Detto personale vi accompagnerà nei punti di raccolta esterni. Una volta raggiunti i punti di raccolta esterni siete pregati di rimanere fermi in attesa che venga verificata la presenza. All'esterno riceverete poi eventuali informazioni utili per poter proseguire l'attività all'interno del teatro o per ritornare nelle vostre abitazioni. Si parla quindi di emergenza, ma è un progetto veramente interessante, io l'ho letto in questi giorni. Chi ha colto sicuramente la valenza di questo progetto didattico è la dirigente scolastica, la dottoressa Letizia Cavallini, che io invito qui per aprire i saluti iniziali. Buongiorno a tutti e a tutte. Un vivo ringraziamento alle autorità civili e militari presenti e un particolare ringraziamento alla padrona di casa, il sindaco Mirella Bagliana, che cercavo fra la platea, adesso l'ho individuata, al presidente della Prealpi Soccorso con il quale abbiamo costruito, il dottor Benvenuti, con la quale abbiamo costruito questo percorso, ma anche a tutte le associazioni che ci aiuteranno domani nella simulazione di emergenza. Quando tramite lo chef Battistini del Dipartimento di Solidarietà e Emergenza della FIC mi è stato presentato questo progetto, che anzi avevo visto in azione presso l'Istituto Cipriani Colombo di Adria da una mia collega, la dottoressa Fagagnolo, che è in platea qui con noi, ho colto subito la grande valenza didattica del progetto, ma mi è scattata anche una scintilla. Ho detto sì, parliamo di volontariato, ma agiamo insieme, cioè proviamo a costruire una simulazione di emergenza che si apra al territorio e che sia una palestra di riflessione per noi.
Ecco perché in concomitanza con la sessione che si svolge qui nel Teatro Grande, lo chiamo così, nel ridotto del teatro ci sarà una tavola rotonda alla quale parteciperanno in modo particolare i sindaci convenuti, gli addetti ai lavori, gli assessori qui presenti, proprio per ragionare sul tema della sicurezza. Cucina in emergenza. Ecco, cucina in emergenza sta a significare come durante un'emergenza la ristorazione collettiva abbia un significato molto importante per le persone che in quel momento sono, come dire, in uno stato di disagio molto forte, magari hanno perso quelli che sono i loro averi e è necessario che ci sia una forte e sicura preparazione. Ecco perché è rivolto a voi ragazzi degli istituti professionali alberghieri, perché non si improvvisa la cucina neanche in emergenza. E quindi l'azione di volontariato che si fa in emergenza è tanto più forte, tanto più valida quanto più i volontari sono pronti e preparati, quanto tutti sono pronti e preparati. E siccome in emergenza c'è una solidarietà che si apre ai territori viciniori che magari non sono stati colpiti dalla stessa emergenza, abbiamo colto, e ringrazio il professor Andolfato che ha avuto questa visione, l'idea di fare uno scambio con Arzachena, quindi con l'Istituto Alberghiero Costa Smeralda di Arzachena, proprio per simboleggiare questa solidarietà fra regioni che dà anche senso a quella che è l'unità nazionale. Ecco perché noi a ottobre-novembre siamo stati ad Arzachena e abbiamo fatto lo stesso percorso con i nostri ragazzi. Ecco perché adesso riteniamo voi siate privilegiati nel ripetere questo percorso. Un'altra cosa vi volevo dire. È stupefacente vedere quante risorse umane ci sono a vostra disposizione per i vostri percorsi di vita e sono risorse umane che con generosità danno a voi questa opportunità. E io chiederei per il Dipartimento di Solidarietà e Emergenza della FIC Veneto e per il Dipartimento di Solidarietà e Emergenza della Sardegna un grande applauso. Non posso infine non ringraziare la scuola nei suoi organi superiori, e abbiamo il privilegio oggi di avere il vice direttore dell'ufficio scolastico regionale, dottoressa Barbara Sardella, già nostra dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso. Non mi dilungo oltre, sarò qui a guardarvi e sono convinta che sarà una bellissima esperienza. Grazie a tutti. Grazie mille alla dirigente scolastica. Invito qui invece per un saluto il dottor Eugenio Benvenuti, presidente di Prealpi Soccorso ODV di Vittorio Veneto. Grazie. E buongiorno a tutti. Io oggi qui rappresento un po' il volontariato di protezione civile, nel senso oltre alla mia organizzazione anche quelle altre presenti, però volevo ricordarvi velocemente che quando parliamo di protezione civile parliamo sempre di un sistema, ovvero una funzione dello Stato che integra tutta una serie di competenze per far fronte all'emergenza da fasi che probabilmente spesso non siamo abituati a considerare, che partono dalla previsione, dalla prevenzione e tutte le azioni che possono essere fatte per il superamento dell'emergenza. Questo perché ve lo dico? Perché mettere insieme competenze è la forza di questo sistema ed è la forza che fa sì che probabilmente sia uno dei migliori al mondo in questo momento. E
il messaggio che vi voglio lasciare è: in questo momento voi vi state formando e state seguendo un percorso scolastico. Questo percorso scolastico vi porta ad avere delle competenze che poi possono essere messe a disposizione di questo sistema, e quindi non sempre quello che studiamo, quello che stiamo facendo magari ci porta a immaginare di avere un certo percorso professionale, ad esempio, possa non essere per forza messo a disposizione della comunità. In questo caso credo che questo progetto vi stia dando gli strumenti per capire questa cosa, ed è penso la forza anche di questo progetto, il fatto che introdurvi a questo sistema, introdurvi a un qualcosa che magari non siete stati abituati a vedere, ed è sicuramente una delle cose più importanti che vi possiamo, insomma, è il messaggio più importante che vi possiamo trasmettere. Quindi vi ringrazio per l'attenzione che darete ai relatori, vi ringrazio di essere qui, ringrazio ovviamente tutti i presenti, le autorità che sono convenuti, e la scuola, la dirigente Cavallini, che come dire, con cui abbiamo condiviso un percorso lungo, però spero che possa darvi, come dire, delle soddisfazioni. Grazie a tutti. Grazie. Il loro operato è fondamentale nella nostra vita di tutti i giorni, lo è stato anche per questa esercitazione, per questa iniziativa. Sto parlando della protezione civile provinciale. Io invito il dottor Luca Pozzobon per un saluto. Buongiorno a tutti, io porto i saluti del Presidente della Provincia, il Dottor Marco Donadel, che oggi non può essere qui, ma ci sarà domani nella seconda fase di questo evento. Come sappiamo tutti, la protezione civile in Italia è fatta dai volontari, è fatta sostanzialmente dai cittadini che si organizzano all'interno di associazioni e di organizzazioni di volontariato, e quindi promuovere la cultura del volontariato, come è il titolo di questo convegno, è fondamentale nelle scuole e nei giovani, nelle scuole superiori, nei giovani che sono maggiorenni o stanno per diventare maggiorenni, perché le nostre organizzazioni di volontariato hanno una grande necessità di giovani, di nuove leve, che abbiano voglia di impegnarsi nel volontariato e entrino all'interno di queste associazioni. Quindi veramente un plauso per questa bellissima iniziativa, sia alla Federazione Italiana Cuochi che alla dirigente didattica, a tutti quelli che hanno organizzato questo evento, e spero che voi ragazzi vi appassionate, diciamo, alle attività della protezione civile e facciate un pensiero di poter fare qualcosa a livello di volontariato. Vi ringrazio e non faccio perdere altro tempo. Grazie mille. Io adesso mi scuso in anticipo, ma non la conosco personalmente, la dottoressa Alice Lemessi, non so se è arrivata, non è ancora arrivata, magari avremo modo di sentirla più tardi. Ringraziamo sicuramente la Banca Prealpi San Biagio per il supporto a questa iniziativa. Non so se c'è qualche referente o comunque andiamo avanti, comunque è realizzata anche grazie al loro sostegno. E invito invece qui la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Baliana, per un saluto in quanto padrona di casa. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto un saluto caloroso alla nostra dirigente Letizia Cavallini, un saluto alle autorità. Voglio salutare anche il presidente dell'Unione Montana Luciano Fregonese, nonché sindaco di Valdobbiadene, che è qui in sala con noi. Saluto i membri delle associazioni di volontariato, i dirigenti della provincia, il comandante Bosco, il rappresentante dei Vigili del Fuoco, il comandante della Polizia Locale, insomma un po' tutti, la Federazione Italiana Cuochi, grazie veramente. Io spendo due parole innanzitutto di ringraziamento. Il ringraziamento va veramente alla dirigente e
a Eugenio Benvenuti della Prealpi Soccorso per quello che hanno organizzato e per quello che sono riusciti a organizzare quest'oggi. E devo dire che noi siamo coinvolti come città di Vittorio Veneto, però ci hanno stimolato ancora di più in quello che è il nostro percorso di città di Vittorio Veneto nel informare, nell'organizzarci rispetto al discorso appunto della protezione civile. Vorrei sottolineare che proprio la scorsa settimana, anzi venerdì, il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento del piano di protezione civile della città di Vittorio Veneto. Poco tempo fa è stato approvato il piano intercomunale della protezione civile dell'Unione Montana e stiamo andando verso una rivalutazione di quelli che sono i piani di ambito della protezione civile. Questo lo dico perché, come è stato detto prima, noi tutti cittadini dobbiamo essere informati su quelle che sono le situazioni di emergenza che potranno verificarsi e come agire in queste situazioni di emergenza. Ecco, quello che chiedo io a voi ragazzi, ma già lo state facendo quest'oggi, quindi bravi, è quello di informarvi, di tenere costantemente informati sull'aggiornamento dei piani, di portare queste altre notizie all'interno delle vostre famiglie e questo è un dovere che abbiamo noi come cittadini per cercare di, ripeto, far fronte tutti assieme alle emergenze che eventualmente si presenteranno. Ultima cosa che voglio dire, vivere insieme l'emergenza è un titolo bellissimo perché insieme ci si dà forza e si affronta con più coraggio e più determinazione e si arriva anche molto più lontano. Quindi una buona mattinata a tutti e veramente di nuovo grazie all'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto. L'abbiamo nominata prima, invito qui sul palco per un saluto alla dottoressa Barbara Sardella, vice direttore dell'ufficio scolastico regionale, già dirigente dell'ufficio ambito territoriale di Treviso. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio la dirigente per l'invito, per me è un onore essere qui. C'è sempre il cuore che chiama, nonostante insomma adesso io mi occupo di altro sia a livello regionale. Saluto le istituzioni presenti, il sindaco e soprattutto i ragazzi e i loro docenti. È sicuramente un'occasione importante. Ora devo dire che quando la dirigente mi ha appunto chiamata e invitata, innanzitutto volevo portare anche il saluto del direttore generale, ecco, mai dimenticarlo perché ci teneva anche alla presenza dell'ufficio, per cui porto anche il suo saluto. Cucine di emergenza effettivamente è un titolo che attrae, che suscita anche interesse e curiosità. E in questo io mi sento veramente, me lo sento di dire con tutto il cuore, quanto sia lungimirante una scuola che tenga conto di quanto necessario sia espandere le competenze dei ragazzi. Questa è la prova di quanto l'istruzione professionale abbia un valore aggiunto e sia capace di dare quell'expertise necessaria perché i ragazzi possano non solo esprimere le loro potenzialità all'interno della scuola dove stanno operando attualmente, ma anche nel mondo esterno quando poi dovranno affrontare la vita lavorativa oltre che la vita personale e professionale. E devo dire che la lungimiranza di un dirigente che è capace di guardare attorno a sé e di non stare dietro una scrivania ad attendere che altri propongano, ma di andare a cercare quelle che sono le altre esperienze che non si limitano alla stretta offerta formativa, quindi la lezione frontale, insegnare quelle che sono le materie tradizionali e ordinarie, ma cercare, cioè significa amare i propri ragazzi. Ecco, quello che fa la dirigente proponendovi queste esperienze che vi allargano gli orizzonti è perché appunto c'è un atto di amore nei vostri confronti. Ritengo che questo sia davvero qualcosa di eccezionale che non è facile trovare in tutte le professionalità, per cui davvero io mi complimento ed è per questo che quando la dirigente dottoressa Cavallini mi chiama io faccio fatica insomma a dire di no, ha anche questo potere di convincermi ad essere presente, per cui davvero io ringrazio peraltro devo dire con esperienza a 360 gradi perché è capace anche di e del resto non può essere diversamente in questa occasione, di coinvolgere tutto il territorio. E in questa occasione sta
prestando la scuola al volontariato, ovvero come far sì, sappiamo, ci si un po' lamenta tanto del fatto che pochi ragazzi si avvicinino al volontariato, e con quanto è bello anche scoprire il valore etico di quello che state voi imparando, cioè il valore etico anche del cibo, quanto può essere il vostro lavoro non solo utile a voi, alla vostra carriera, ma anche agli altri. Ecco, questo appunto è un esempio di quanto importante sia quello che molto probabilmente, immagino, spero, per avere il fatto che avete scelto questo indirizzo, andate a fare nella vostra vita lavorativa. Per cui davvero complimenti e insomma vi auguro che possa davvero suscitare in voi una maggiore amore verso il lavoro che farete e soprattutto ecco, riuscire a darlo e a farlo al servizio degli altri. Grazie e buona giornata. Grazie mille. A chiudere i saluti istituzionali ci sono le parole del Presidente di Regione del Veneto Alberto Stefani. Non è potuto essere presente ma ha mandato una lettera che sottolinea che il progetto didattico Cultura del volontariato e Cucina in emergenza, nato dalla sinergia tra diverse realtà, rappresenta per i ragazzi un'occasione preziosa per toccare con mano cosa significhi fare squadra durante una crisi. È un'opportunità fondamentale per comprendere che di fronte a catastrofi naturali o ad eventi critici l'improvvisazione non è ammessa. Serve la professionalità che le donne e gli uomini della protezione civile mettono in campo ogni giorno. Vivere l'esperienza della simulazione, pianificando e allestendo cucine da campo, permette di apprendere il valore operativo del volontariato, un impegno che, per essere efficace, deve essere sempre supportato da preparazione e competenza. Avvicinare i giovani alla grande famiglia dei volontari contribuisce a renderli cittadini più consapevoli e attivi, capaci di trarre insegnamenti fondamentali da queste esercitazioni. Nel rivolgere a tutti i partecipanti i miei cordiali saluti, auguro una giornata di proficuo confronto e crescita. Alberto Stefani. Allora, siamo giunti alle conclusioni dei saluti, entriamo nel vivo di questa mattinata, quindi dalla regia dovrebbero partire dei video. Prego. Mani che impastano tra lacrime e speranza, il profumo del pane scalda chi avanza, campane di solidarietà nel cuore della cucina, portiamo luce dove la notte rovina. Da ogni regione un tocco speciale, dall'est siciliano al nord spettacolare, ognuno porta il suo pezzo d'amore nei piatti che ridanno colore. Cuciniamo sorrisi con il calore di casa, per chi nel buio ormai si sente in pausa, un piatto di vita tra mani gentili, custodi d'anime nei momenti più ostili. Volontari del cuore, grembiuli a vento, nella tempesta restiamo un momento, con pentole e fiamme scriviamo una poesia. Sul tavolo vola un'anima in armonia. Cuciniamo sorrisi con il calore di casa, per chi nel buio ormai si sente in pausa, un piatto di vita tra mani gentili, custodi d'anime nei momenti più ostili. Volontari del cuore, grembiuli al vento, nella tempesta restiamo un momento, con pentole e fiamme scriviamo una poesia. Sul tavolo vola un'anima in armonia. Non c'è confine tra chi dà e chi riceve, un abbraccio di sapori che tutto solleva, perché il cibo è promessa sul piatto servita, parole silenziose di speranza infinita. Cuciniamo sorrisi con il calore di casa, per chi nel buio ormai si sente in pausa, un piatto di vita, tra mani gentili,
d'anime nei momenti più ostili. Custodi d'anime nei momenti più ostili. Non c'è confine tra chi dà e chi riceve. Un abbraccio di sapori che tutto solleva. Perché il cibo è promessa, sul piatto servita, parole silenziose di speranza infinita. Infinita. Non c'è confine tra chi dà e chi riceve. Tra un attimo parte anche il secondo video, quando hanno piacere le autorità poi possono proseguire verso il ridotto del teatro dove si terrà la tavola rotonda. Prego. I will follow him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Since he touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep us away from his love. Grazie per queste immagini che hanno restituito solo parzialmente tutto l'impegno e l'emozione, ma insomma è sempre bello vederle. Allora, dicevamo, la tavola rotonda inizia nel ridotto del teatro, quindi ringrazio tutti i sindaci e le autorità che sono state qui con noi. Potete, se volete, avvicinarvi al ridotto. Qui proseguirà la sessione plenaria dove avremo delle esperienze
e dei momenti formativi molto interessanti. Io infatti comincio con il chiamare i protagonisti di questo tavolo e quindi parto da Francesca Paolillo, che è componente del consiglio direttivo di DSE FIC, Giancarlo Cliceri, presidente nazionale della DSE, Stefano Zanatta, presidente invece regionale della DSE, Gabriella Secchi, presidente DSE Sardegna, Giuseppe Battistini, che è vicepresidente della FIC, oltre che ideatore del progetto, e chiamo anche Ermanno Zago, anche lui componente della DSE. Dovremmo esserci tutti. L'intervento della dottoressa Paolillo ha il titolo Il senso del volontariato. Dovrebbe essere supportato da delle slide. Viene qui con me? Ah no, viene al centro, ok. Allora, buongiorno a tutti, sono felicissima di essere qui, soprattutto per essere insieme con voi ragazzi. Mi chiamo Francesca Paolillo, sono una ex insegnante di cucina, adesso felicemente in pensione, e mi posso dedicare finalmente a tutto quello che ho fatto per tutta la vita, ma con il lavoro in mezzo c'era meno tempo. Adesso finalmente mi posso dedicare al volontariato. Io sono qui soltanto per dare delle mie riflessioni su che cos'è il volontariato e su che cos'è il volontario. Per mandare avanti le slide. Credo la freccia, penso. Questa? Eccola qua. Allora, qui faccio parte della Federazione Italiana Cuochi del DSE, del Dipartimento Solidarietà e Emergenze, ma poi vi spiegheranno i miei colleghi che cos'è questa cosa. Io vado in altre. Allora, vi chiedo soltanto di osservare questa foto, di memorizzare e farvi una vostra idea su che cosa percepite. Poi la riprendiamo più avanti. Allora, volontariato. Io qui ho ripreso tale quale quello che riporta la Treccani. Voi sapete che cos'è la Treccani, vero? Feedback da parte vostra? No, è una enciclopedia. Adesso l'intelligenza artificiale vi dà tutto e di più nel computer, io sono di vecchia data e quindi vado ancora a cercare alcune cose nell'enciclopedia. Allora, la Treccani dice che il volontariato è prestazione volontaria e gratuita della propria opera e dei mezzi di cui si dispone a favore di categorie di persone che hanno gravi necessità e assoluto e urgente bisogno di aiuto e di assistenza, esplicata a far fronte a emergenze occasionali oppure con servizio continuativo. Quindi la Treccani dice: io metto a disposizione i miei mezzi, quello che so fare, quello che posso fare, a disposizione degli altri. Adesso vorrei fare un piccolo gioco, se il professor Andolfato mi dà una mano. Viene lanciato un oggetto a random, dove capita, chi lo prende e mi deve dire un aggettivo riguardante il volontariato. La prima cosa che vi viene in mente. Possiamo dargli il microfono, Domenico? Ai ragazzi? Domenico, scusa, però ti ci vuole un microfono perché non sentiamo né te né quello che dicono i ragazzi. Provo a seguirlo io. Perfetto.
Bene, ripartiamo. La sfinito. Esatto. Oppa, proviamo qui. Bene. Allora, vediamo un po'. Eccola lì, chi è? Su in piedi. Facciamo un applauso anche a lei intanto. Io non so in realtà che aggettivo dare, però io ho pensato alla parola amore, perché una persona che decide di fare volontariato deve venirgli dal cuore, perché solitamente non è che, come è stato detto prima, non è una cosa tanto diffusa, e quindi secondo me una persona deve proprio volere sia il bene del posto in cui vive, sia il bene degli altri, e quindi... Parola azzeccatissima, brava. Vieni con me. Principessa, vieni con me. Adesso ne becchiamo un altro. Salta di qua, senza ucciderti. Buttalo in su adesso. Buttalo in su. Dove vuoi? Vai. Prego. Dov'è finito il bene? Non lo so! Cerca la... Laura, guarda. Che carino però. Non lo fa, ho capito. Devi dire un aggettivo che secondo te rappresenta il volontariato. Un aggettivo, devi dire un aggettivo, il primo che ti viene in mente. Gentilezza, penso, sì. Se vuoi dire due parole sul perché. Beh, devi essere sicuramente gentile, educato per fare una roba del genere, secondo me. Bene. No, fai il giro di là, Puoi lanciarlo anche verso l'alto volendo, Hai anche gente dietro di te volendo, Perfetta, l'ho vista, perfetta, questa è perfetta. È andata Elvis. Il primo che ha colpito, io ho visto... Ashley, non hai scampo. Ma non mi ha toccato. Allora, da qui non ci si muove finché non dici quello che devi dire. Scegli. Dov'è la ranetta? È sotto il tuo Per... Setup. Generosità. Generosità, guarda che è un gioco, sai, non ti devi preoccupare. Vieni che lanciamo questa.
Vuoi dire qualcosa sulla generosità o no? Quando pensi alla generosità, che cosa ti viene in mente? Basta, facciamo il lancio e basta, dai. Dove vuoi? Professoressa Paolillo, quante parole vuole? 30, 40, quante ne vuole? 5 in totale, Cinque. mancano 2. Quante ne abbiamo fatte? 3. Boh. Mira qualche maschietto. Eccolo, prego. La mia parola è premurosità, perché è un'azione, diciamo, di gentilezza e non è una cosa che si fa tutti i giorni. Premurosità. Bravo, bravo. Direi che adesso prendiamo la professoressa Carniel, che la vedo molto rilassata qui. Venga professoressa, venga con me un attimo. Fa lei l'ultimo lancio? Faccio l'indietro. Facciamo all'indietro. Bisogna rifarlo. Lo rifacciamo. Lo rifacciamo. Professoressa Carniel, venga qui. Prego. Si scassano tutti. Eccola. La parola che mi veniva in mente era organizzazione, perché comunque per fare volontariato c'è sempre... Scusa, non ho capito. Organizzazione. Perché comunque per fare volontariato c'è sempre un'organizzazione dietro, non è che si fa così la prima cosa che viene in mente. Brava. Professoressa Paolillo, cosa dice? Mi fermo o... Sì, basta, grazie. Bene, io scendo. Siete stati molto gentili e collaborativi, vi ringrazio. Poi le vostre parole le riprenderemo dopo. Andiamo avanti con le slide. Il volontario, chi è il volontario? È una cosa, questa è stata presa dalla Carta dei Valori del Volontariato e cita così: volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l'umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito, promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari delle proprie azioni e contribuendo alla realizzazione dei beni comuni. Allora, io qui mi soffermo in due cose. La prima è adempiuti i doveri di ogni cittadino, perché molte volte uno magari fa il mezzo delinquente e dopo, per sentirsi a posto con la coscienza, dice beh, vado a fare volontariato. Non funziona così. Il cittadino deve essere ineccepibile, poi può fare anche il volontariato. E poi la realizzazione dei beni comuni. Qui avete visto prima dei video emozionali che sono stati proposti e sono sempre a favore dell'umanità, che è il primo bene comune che ci riguarda. Però secondo me, è un mio parere, poi è tutto molto discutibile, ma secondo me il volontariato deve essere fatto a tutto tondo. A tutto tondo cosa vuol dire? Che abbiamo l'umanità, abbiamo l'ambiente, in Italia abbiamo il FAI, non so se lo conoscete, il Fondo per l'Ambiente Italiano, dove si cerca di valorizzare i beni che abbiamo. La cultura, si fa molto volontariato anche per mantenere la cultura italiana. Gli animali, uno magari si sente portato, trasportato verso gli animali, ci sono i canili che cercano sempre dei volontari. Quindi il volontariato può essere fatto a tutto tondo. Adesso io vi faccio una domanda. C'è qualcuno di voi che fa già volontariato?
Non riesco a vedere. Ci sono mani alzate? Anche in parrocchia? No. Allora vi faccio riflettere. Anzi, ripongo la domanda. C'è qualcuno di voi che fa volontariato non in associazioni già predisposte, ma per conto suo? Nessuno, lo stesso. Gli scout, la parrocchia, La sagra paesana? la sagra. Allora, La ragazza là, guarda, Francesca, quella ragazza. alzatevi in piedi chi fa volontariato. Madonna, non vedo proprio niente. Bene, in 2 parole mi dite, professor Andolfato, dov'è? No, state in piedi. Guarda che non è niente da male fare volontariato, ragazzi. Sì. Se mi dite 2 parole proprio di quello che fate. Io faccio la parrocchia Sante Paolo per il Grest. Bravo. Anch'io faccio l'animatore per un Grest parrocchiale. Bravo. Io faccio animatrice per un Grest parrocchiale e aiuto con la sagra tramite un'associazione. Brava. Io non volevo farlo. Io insegno catechismo a dei bambini delle elementari. Brava. Io organizzo il Grest e lavoro per la Proloco. Anch'io faccio l'animatrice al Grest. Io d'estate lavoro in sagra e do una mano alla parrocchia per organizzare alcuni eventi. Brava, ci sono 2 ragazze qui, se non sbaglio, sì, no, si sono alzate in piedi. Collaboro con gli alpini e ho dato una mano in ambiente e servizi. Bravo. Già dentro l'ana. Io faccio scout. Bravo. Altre 2 non me le sono perse. Qui. Dai. Noi aiutiamo dove? Il Gattile. Brava. Brava. Il Gattile. Il Gattile, bravissima. Bene, allora io dico che tutti gli altri che non hanno alzato la mano probabilmente lo fanno il volontariato, perché basta aiutare un proprio compagno di classe in difficoltà che è volontariato. Nessuno vi obbliga, nessuno ve lo chiede, eppure tutti lo fate. Quindi secondo me siete tutti volontari a modo vostro. Allora, volontariato vuol dire fare del bene e riceverne altrettanto. Vi assicuro che quando si fa qualcosa per gli altri, quello che si ha in cambio è tantissimo, un sorriso, un abbraccio, una richiesta di aiuto al quale uno si sente in grado di darlo, si riceve tantissimo, quindi non è solo un dare ma è anche un ricevere. Vado avanti veloce perché credo che ho sforato nel tempo. No, scusa. Allora, che cosa significa realmente fare del volontariato? Perché si fa e si sente il bisogno di farlo. Questa è una cosa che mi sono chiesta. Allora, io ho sempre fatto volontariato, probabilmente ce l'ho nel sangue, fin da quando andavo alle medie. Però questa domanda me la sono fatta soltanto in tarda età e devo dire precisamente con l'ultima mia quinta che ho avuto.
Assieme a loro abbiamo creato queste slide e ci siamo fatti questa domanda. Allora, 5 sono le motivazioni che io mi sono data e i miei allievi hanno risposto, sì. Allora, 5 ragioni per fare volontariato. Condividere nuove persone con i miei stessi ideali. Vi ricordate la fotografia che vi ho detto prima, memorizzatela? Che cosa avete colto da quella foto? Felicità. Qualche altro aggettivo? Un gruppo. Come? Unione. Allora, se voi avete osservato, eravamo tutti e 4 molto sorridenti, quindi eravamo tutti quanti molto rilassati e molto contenti. La prima risposta che ci siamo dati è conoscere nuove persone con i miei stessi ideali. In quella situazione là io conoscevo soltanto una persona, le altre non le conoscevo, abbiamo lavorato 4 giorni assieme, siamo stati benissimo e ci siamo divertiti. La seconda risposta è divertirsi, perché fare volontariato dove non ci si diverte diventa un peso. Ci sono delle situazioni in cui bisogna affrontare delle problematiche, però si affrontano con uno spirito diverso rispetto a quando si è nel posto di lavoro. Quindi si è molto più tranquilli, molto più rilassati, c'è molto spirito di collaborazione, quindi ci si diverte. Il terzo punto, aumentare la mia realizzazione personale. Se io riesco a dare, riesco a ricevere e quindi la mia realizzazione, quando io riesco a capire che faccio qualcosa e questo qualcosa fa il bene degli altri, riesco anche a rafforzare la mia realizzazione personale e di conseguenza la mia autostima. Il numero 4 è la mia autostima. Rafforzare l'empatia. E sull'empatia è un aggettivo che ci torno dopo, quando andremo ad analizzare anche i vostri aggettivi che avete dato. Allora, una cosa che mi sono dimenticata di dire, quando si fa volontariato bisogna fare quello che si è in grado di fare. A me piacerebbe tantissimo andare con il professor Andolfato con la Croce Rossa, ma se io vedo il sangue svengo e quindi cosa vado a fare? Creo un problema invece di risolverli i problemi. Quindi la cosa principale è mettere in campo le proprie capacità, la propria professionalità e fare quello che si è in grado di fare. Io sono una che sono capace di far da mangiare e mi presto per far da mangiare. Quando si viene chiamati, nel nostro caso, adesso qui entro un po' nello specifico del DSE, noi siamo Dipartimento Solidarietà Emergenze, partiamo quando ci sono delle emergenze. Vi faccio l'esempio dell'ultima emergenza che per fortuna che è successa anni fa, è quella dell'Emilia Romagna, dove siamo stati interpellati. Bisogna mettere in atto alcune strategie. La prima è ascoltare. Uno non può lavorare di pancia, non può dire c'è questo, devo correre, bisogna ascoltare quello che viene detto, quindi lavorare di testa. Viene fatta una telefonata, è successo questo, hai 12 ore per partire, devi organizzare una cucina da campo, sei insieme con queste persone, quindi hai questa squadra, può essere che qualcuno le conosci, qualcuno non le conosci, non sai dove andrai a dormire, non sai cosa devi fare, sei disposto a partire? E lì uno ci riflette. Sintonizzare. Io sintonizzo le indicazioni che ho ascoltato e comincio a dire: conosco le persone, una sì, una no, vabbè, ma non mi riguarda, perché quello che voglio fare io è andare a aiutare in questa emergenza. Ho 12 ore di tempo per prepararmi, sono in grado o non sono in grado? Ma sì, sono in grado. Mi vengono chieste 48 ore di autosufficienza, quindi vuol dire che devo partire con acqua e viveri per me, perché non posso arrivare nel posto e creare il problema. Io devo essere autosufficiente, devo risolverli i problemi. Sono in grado, in 12 ore mi hanno telefonato alle 9 di sera, sono in grado in 12 ore di essere autosufficiente? Sì, no, e valuto tutte queste cose. Una volta che ho valutato tutte queste cose, collego il cervello.
collego il cervello e dico, adesso tutto a posto, parto e vado. Conosco i miei colleghi, facciamo questo viaggio, arriviamo nel posto e lì è il momento più importante, la connessione. Io mi devo connettere con il luogo in cui sono arrivata. Devo vedere cosa ho a disposizione, cosa non ho a disposizione, cosa posso fare, cosa non posso fare, e a quel punto lì si parte e si va in azione. Quindi prima di partire, che non è una risposta di pancia, ripeto, non è dire sì vado, c'è tutta una preparazione mentale che uno deve fare per arrivare lì e non creare disagi, ma risolvere i problemi. Questa è una cosa fondamentale sul volontariato. In qualsiasi posto si vada, in qualsiasi ente si voglia far parte, è una cosa fondamentale. Io i problemi li devo risolvere e non creare. Quando è tempo di aiutare, arrivano gli chef dell'emergenza, che in questo caso saremo noi del DSE. E qui riprendiamo le parole. Allora, queste parole qui che vedete, scusate che... Amore, empatia, crescita personale, capacità di adattamento, solidarietà, forza di volontà, equità, attenzione, affetto e protezione sono tutte parole che sono venute in altri convegni come questo dai vostri colleghi, dai vostri compagni. A queste qui noi andremo ad aggiungere le vostre, che amore è stata la prima, ma come vedete qui amore è quella scritta più in grande, quindi è quella che ci porta veramente a metterci in gioco, e aggiungeremo gentilezza, che non c'è, aggiungeremo generosità, che non c'è, quindi sono molto felice dei vostri aggettivi che sono venuti fuori, perché sono aggettivi che non erano mai usciti. Premurosità, e anche questo mi è piaciuto molto, e organizzazione. Questo è proprio nel massimo della mia felicità, perché l'organizzazione vuol dire che avete colto che non si parte così, ma si parte in maniera organizzata, in maniera ponderata. Vi dicevo prima che ritornavo sulla parola empatia. Empatia era un aggettivo che io nella mia vita non ho usato molto. Mi è stato dato questo aggettivo dai miei allievi di quinta, con cui ho fatto questo lavoro, alla fine del mio percorso scolastico. È stato il regalo più bello che io abbia ricevuto prima del pensionamento, che è stato un bigliettino in cui c'era scritto grazie per esserci sempre stata e per la sua empatia. Io gli ho chiesto ma cosa vuol dire empatia? Empatia, loro mi hanno detto, vuol dire ascoltare, saper mettersi nei panni nostri, erano i ragazzi che me lo dicevano, saper aiutarci nei nostri problemi. Quindi mi hanno detto lei è una persona molto empatica, è una persona che con noi si è sempre relazionata alla pari, mai con superiorità ma alla pari. È stato il regalo più bello che io ho ricevuto in tutta la mia carriera scolastica. Quindi l'empatia, e prima c'era scritto alla fine dei 5 punti, rafforza l'empatia, perché più si sta assieme con le persone, più ci si dedica alle persone, più si diventa empatici, più si impara a relazionarsi con loro. E concludo con questo, che è una frase detta da Floriani Lauriola, che è una scrittrice e poetessa. Credo sia anche disabile, ma lei non si è mai scoperta per questo. I volontari sono esseri liberi, e sottolineo liberi. Nessuno ci obbliga ad essere volontari, uno lo fa perché vuole, nessuno ci addita se non lo facciamo e nessuno ci viene a tirare per la camicia e dire dai viene. Deve essere una propria scelta libera. In grado di adoperare le proprie abilità e capacità per il bene altrui. E con questa io ho concluso. Spero di non avervi annoiato. Grazie mille alla dottoressa Paolillo. La parola ora a Giancarlo Cliceri, che è presidente nazionale della DSE.
Buongiorno a tutti e soprattutto un grazie alla dirigente e a voi ragazzi e ai docenti. Io non voglio rubarvi molto tempo, vi farò un breve riassunto di che cosa è il DSE per essere più nello specifico. Come avete visto nel primo video emozionale abbiamo raggruppato 10 anni, ma molto è rimasto fuori se pensate che i nostri eventi su tutto il territorio italiano l'anno 2025 sono stati 165 eventi solidali da parte dei nostri territoriali che in tutte le regioni hanno formato il Dipartimento Solidarietà e Emergenza. Il DSE nasce nel 2016 da un progetto del nostro fondatore Roberto Rosati, che per 9 anni ha guidato anche la presidenza. Perché nasce il DSE? Perché noi professionalmente siamo tutti cuochi, chi è docente, chi è patron, chi è chef nel ristorante stellato o chi nella semplice trattoria o nella ristorazione collettiva. Per muoversi o operare in protezione civile non poteva operare una federazione di professionisti, doveva formare un ente di terzo settore e per cui nel 2016 abbiamo formato il Dipartimento Solidarietà e Emergenze che come diceva prima un collega di protezione civile, la protezione civile in Italia è strutturata ed è formata e giornalmente ci formiamo per essere operativa, perché non si può improvvisare. Voi siete giovani, non lo ricorderete o forse su qualche speciale ancora appare. I famosi angeli del fango potevano andare bene nel 1966 nell'alluvione di Firenze, che non c'era un sistema di protezione civile e il volontario che abbiamo tutti nel nostro DNA è sceso tutti quanti. Oggi il volontariato deve essere strutturato, deve essere preparato, perché altrimenti nel nostro percorso abbiamo visto anche un'alluvione recente in Toscana che molti si erano organizzati con la pala per venire, creano danno. La loro bontà, se non è supportata da un volontario preparato che sa dove muoversi, come muoversi, assolutamente crea danno. E questo il Dipartimento Nazionale obbliga il volontariato alle azioni di formazione. Nel nostro settore, per esempio, cucinare è sottinteso, siamo tutti professionisti, ma dobbiamo fare una preparazione di protezione civile di un tot di ore, poi vi spiegherà meglio il mio collega, per cui quando partiamo, come diceva la professoressa Paolillo, dobbiamo sapere dove muoverci ed è strutturato così. Praticamente il Dipartimento Nazionale, cioè la protezione civile con il centro operativo a Roma, chiama il nostro responsabile emergenze che a sua volta chiama i volontari della zona in cui viene attivato o l'emergenza o la necessità di avere un supporto per le cucine d'emergenza. Ogni squadra nelle regioni ha strutturato dei volontari che danno la loro partecipazione alla partenza immediata, quella che noi chiamiamo H0, che vengono formati come tutti noi per quello che dovranno portare per questi 3 giorni, dovranno avere ricambi, perché come diceva, sappiamo che veniamo chiamati, ma non sappiamo dove siamo effettivamente.
molti di noi hanno partecipato al sisma del centro Italia, da Amatrice, e i primi giorni eravamo in un campo vero e proprio a Illica, in pendenza, dove pioveva tutti i giorni, cioè sì che la nostra preparazione deve far fronte anche a questo. Questa è un po' la struttura del DSE, poi ci sono le squadre che partono H36, è suddivisa poi nelle fasi dell'emergenza. Chiaramente nella primissima emergenza noi prediligiamo cuochi di grandi numeri, ristorazione collettiva, catering, perché si affrontano dei numeri diciamo notevoli. Gli ultimi campi anche in Emilia erano da 400-500 persone, per cui il cuoco dell'osteria familiare che gestisce insieme alla signora Rosa la sua cucina non può far fronte ai numeri che vengono proposti. Poi successivamente, come dicevamo prima, vengono inseriti anche i cuochi volontari che hanno realtà con dimensioni ridotte. Per cui questo è quanto poi nel tempo il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha riconosciuto, perché il DSE è una delle 61 associazioni riconosciute a livello nazionale, insieme alle altre più blasonate, faccio Croce Rossa, le Misericordie d'Italia e le altre associazioni di volontariato. Per cui questo è un po' il panorama di che cosa è il DSE, e questo è la nostra, diciamo, mission di incentivare, invogliare anche i giovani. Nel terremoto del centro Italia molti istituti alberghieri del Lazio, Marche e anche Toscana, se mi ricordo bene, hanno mandato i loro allievi con i loro professori in supporto ai nostri cuochi volontari, proprio per farli testare nel campo che cos'è il volontariato. E a questa domanda io vi do una risposta. Perché volontariato? Perché tutte le volte, e purtroppo nella nostra fragile nazione siamo dovuti partire moltissime volte, quando torno dalle giornate che ho dedicato alla popolazione, torno più leggero, con un bagaglio e una ricchezza che, vabbè, io mi commuovo sempre, è commovente e ti rimane. E questo spero vivamente che con un grande impegno che mette anche l'istituto e tutto l'apparato anche amministrativo, proponendo queste giornate, sia veramente di incentivo per voi giovani, perché voi siete il futuro. E concludo dicendovi questo: purtroppo fino a che non ci tocca non riusciamo a capire, però se riuscite a vedere lontano sicuramente avremo una civiltà, una popolazione più unita, più coesa e più propensa per il futuro. Grazie. Grazie Presidente. Ora ci racconterà un'esperienza lo chef Stefano Zanatta, Presidente di DSE Veneto. Allora, intanto ciao ragazzi, sono felice di vedervi oggi qui tutti quanti. Io non parlo tanto perché per me ha già parlato Giancarlo e la Francesca hanno già parlato, quindi io volevo solo dirvi, io sono 25 anni che faccio protezione civile. In 25 anni ne ho viste tante cose, dai terremoti alle alluvioni. E oggi qui voglio soltanto farvi vedere quello che noi abbiamo fatto lo scorso anno, con un video di brevi minuti, di cosa abbiamo fatto noi lo scorso anno e cosa abbiamo dato alla popolazione e alle persone che avevano bisogno. Ragazzi, noi collaboriamo tanto
con le squadre, scusate, con le scuole, con i ragazzi speciali e specialmente con le persone che hanno bisogno. Io vi chiedo una cosa a tutti quanti voi: se avete interesse di fare del volontariato, noi siamo qui. Alla fine della giornata, alla fine della mattinata, potete chiederci qualsiasi informazione. Noi vi diamo delle risposte. Spero che almeno un pochi di voi possano capire cosa vuol dire volontariato. Queste qua sono le cose che avrei piacere. Magari qualcuno di voi mi ferma e mi chiede, gli do qualsiasi risposta che vuole sapere. Your blood like a winter freezes just like ice, and there's a cold, lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, I'm feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. I'm picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Once I never could hope to win. You're starting down the road and leaving me again. The threats you made were meant to cut me down, and if our love was just a circus. Questi siamo noi. Grazie mille. Grazie. Ora la parola alla chef Gabriella Secchi, presidente di DS Sardegna. Buongiorno a tutti. Intanto vi ringrazio. Siamo veramente felici di essere ospitati qua, dietro al gemellaggio che abbiamo fatto in Sardegna. Io ho ascoltato, abbiamo sentito parlare del volontariato, del DSE, della protezione civile, ma fondamentalmente bisognerebbe capire come si arriva al DSE. Semplicemente bisogna imparare ad ascoltarci e capire quanto siamo predisposti a dare solidarietà, a dare un appoggio a chi ce l'ha. Io racconto la mia esperienza. Io già da ragazzina difendevo tutti i miei compagni di scuola, sembravo il maschiaccio di classe, però lo facevo veramente volentieri. Poi un bel giorno, una volta che si ha famiglia, si hanno figli, la mia reazione umana è nata nel momento esatto in cui uno dei miei figli era a scuola con un ragazzo speciale che oltretutto, senza neanche volerlo, mio figlio mi ha insegnato a comunicare con questo ragazzo, perché mi diceva: ma questo ragazzo ascolta solo me, non ascolta neanche l'insegnante. Io gli dico stai zitto e lui sta zitto, perché urlava a dismisura. E lì ho capito che io dovevo fare qualcosa. Non so come, non sapevo ancora come, quando e perché, però volevo capire esattamente che non volevo essere solo quel pensiero, dovevo fare qualcosa di più. E lì poi col tempo ho conosciuto la Federazione Italiana Cuochi, ho conosciuto il Dipartimento Solidarietà Emergenza Sardegna, nonché nazionale, e allora ho attivato la mia mente. Ho detto adesso voglio fare un evento per queste persone, perché comunque c'era un grande disturbo di disabilità. E siamo riusciti a portare avanti questo progetto. Abbiamo fatto una raccolta fondi di 5 milioni delle vecchie lire. Questo è stato proprio nel 2019, se non mi ricordo male la data, dietro il vecchio presidente Marcello Sanna, che mi ha sostenuta tantissimo. E da lì io sono salita in corsa, tant'è che poi quando mi è stato proposto di diventare presidente, io ho detto ragazzi, non posso stare da sola, ho bisogno anch'io di aiuto, perché da soli non si va avanti da nessuna parte.
E soprattutto in emergenza dico sempre che siamo tutti uguali, quindi l'emergenza noi fondamentalmente la viviamo tutti i giorni, anche con le piccole cose, con le piccole attenzioni, che ne so, dare supporto a famiglie, ma anche semplicemente alle famiglie. Io di mio è da 5 anni che ormai tengo anche una bambina e do supporto alla mamma, ormai è diventata una persona della mia famiglia, compresi i miei figli che l'adorano. Però da queste piccole attenzioni si capisce perché si va a finire il DSE, perché noi ci siamo ascoltati, dobbiamo imparare ad ascoltarci, dobbiamo imparare a relazionarci con tutti, ma veramente con tutti, e forse anche con chi ci disturba di più. E allora lì premia sempre il silenzio. Però quel silenzio dà tanto, perché dà un'immagine diversa. Io non mi voglio veramente allungare nei discorsi, ma vorrei potervi dire tante cose. Questo DSE a me mi ha rafforzato in una maniera esagerata, mi ha fatto piangere tanto e penso che, diciamo che abbiamo pianto in squadra, abbiamo pianto in gruppo, abbiamo fatto dei corsi di alta formazione, abbiamo anche creato delle competizioni attraverso il nazionale, ci siamo presentati portando anche la medaglia d'oro più l'oro assoluto alla Regione Sardegna, semplicemente perché abbiamo studiato la semplicità di quel piatto che poteva nascere in una situazione emergenziale. Quindi questo è il DSE. Il DSE è di tutte le regioni e io veramente, come ha detto Stefano, invito tutti a chiederci, perché siamo tanti ma non siamo abbastanza. Ce ne vogliono tantissime altre giacche sensibili che possano attraverso il cibo regalare quell'abbraccio, che è una parola che è mancata all'elenco di stamattina. Io, avendo fatto diversi eventi anche in altre situazioni, credetemi che l'abbraccio di queste persone, il sorriso o semplicemente un messaggio riempie l'anima e il cuore. Quindi questo è. Grazie a tutti. Grazie mille per l'esperienza. La parola ora allo chef Battistini, che abbiamo detto... Scusate, Prego. devo solo aggiungere una piccola cosa che non è un particolare. Il volontario, se è attivato dal Dipartimento Nazionale, usufruisce dell'articolo 39 e 40. Che cosa vuol dire? Se uno è in forza lavoro, l'azienda ha il dovere di lasciare il dipendente, che chiaramente ha dichiarato che fa parte di un'organizzazione regionale o nazionale, e viene retribuito come se fosse direttamente al lavoro. L'articolo 40 è il rimborso del carburante o i viaggi in aereo, in treno. Perché scusate se mi sono dimenticato, perché è fondamentale, perché chiaramente uno non può essere solo mettere a disposizione la propria opera e non deve neanche rimettere la parte economica. Questa è solo una piccola precisazione, ma importante. Grazie mille. Ciao a tutti ragazzi, come avete capito io sono Giuseppe Battistini e prima di iniziare il mio intervento avrei piacere di ringraziare la dirigente Cavallini, Letizia Cavallini, per aver dato la possibilità al DSE di poter portare anche in questa scuola il progetto didattico Cultura del volontariato e cucina in emergenza. Ringrazio anche le istituzioni che erano presenti e che poi si sono spostate e anche le persone che magari non hanno potuto venire per motivi vari, ma che comunque hanno contribuito a far sì che questo progetto potesse essere realizzato anche in questo istituto. È un progetto che non è mio, nel senso che io l'ho solo
rivisto, perché il progetto è partito circa nel 2017 dalla Protezione Civile di Verona, dal dottor Riolfi. Io quel progetto qui l'ho visto esattamente durante una festa di Protezione Civile a Vicenza, e dove appunto la Protezione Civile di Verona faceva girare un video dove si vedevano ragazzi dell'istituto alberghiero che in emergenza lavoravano con la Protezione Civile e con gli insegnanti. Quando prima il presidente Giancarlo ha detto io ho visto ragazzi degli istituti alberghieri delle zone limitrofe, perché stiamo parlando del centro Italia, delle zone limitrofe collaborare nei campi che avevano in quel momento costruito, lì era presente anche una scuola alberghiera veneta con 5-6 ragazzi, e quindi da lì è partita l'idea di dire ma perché sto progetto, poi è stato un po' lasciato lì in stand-by, e appunto nel 2021 è partita l'idea, dopo averlo visto, di portare quel progetto lì, magari rivedendolo anche un attimo, negli istituti alberghieri del Veneto. E già dal 2022 ad oggi, praticamente tutti gli anni, noi siamo accolti in un istituto alberghiero e portiamo questo progetto. Ovviamente siamo stati a Castelfranco Veneto, siamo stati a Vicenza con Francesca che aveva in mano un po' tutta la situazione, a Rovigo presso il Cipriani, e l'anno scorso a ottobre eravamo al Barbarigo, e quest'anno siamo qui. Chiaramente qui il progetto è un progetto un po' più articolato, perché oltre al progetto Cultura del Volontariato e Cucina in Emergenza c'è anche un secondo progetto che si chiama Saperi e Sapori in Emergenza, e dove è stato coinvolto, grazie sempre ai dirigenti, perché anche il dirigente della scuola alberghiera di Arzachena che ha accettato appunto il gemellaggio, grazie a Domenico e a tutto il gruppo di lavoro che ha lavorato dietro, grazie al DSE Sardegna, agli insegnanti della scuola. L'anno scorso ad ottobre eravamo ad Arzachena, e quindi abbiamo unito sia l'attività di conoscenza del progetto Cucina in Emergenza con un'attività un po' più ampia, dove facciamo conoscere, durante questi 4 giorni di permanenza, facciamo conoscere il territorio, i prodotti e via dicendo, che non è fatta a caso però sta roba, perché quando, io adesso potrei portare qualche esempio, ma vi dico solo questo, cioè quando si va in emergenza non è detto che tu puoi lavorare con una squadra di 4 cuochi che sono tutti veneti, e io parlo di cuochi perché noi siamo cuochi, voi lo vedete come siamo vestiti, abbiamo la giacca da cuoco, ma non perché siamo cuochi professionisti, ovviamente, però possiamo lavorare anche con persone che sono di altre regioni, non è detto che siano solo del Veneto, possono essere persone di altre regioni che ci danno magari la possibilità di conoscere prodotti, che ci danno la possibilità di conoscere piatti, preparazioni e via dicendo. Oppure perché abbiamo un'emergenza che non è in Veneto, ma potrebbe essere in Emilia, come ha parlato la Francesca, oppure potrebbe essere ad Amatrice, come siamo stati, prima parlava il Presidente, ma o in altre zone. E quindi abbiamo anche la necessità di conoscere i prodotti del territorio, perché la gente che abita lì e che in quel momento ha avuto un'emergenza particolare, è chiaro che magari ricercano anche quel piatto, quel prodotto, che magari gli fa ricordare il tempo un po' migliore di quello che sta vivendo in quel momento. Quindi sì, quindi è importante conoscere anche le cucine, i prodotti degli altri territori. Ecco, questo era importante dirlo. Poi per quanto riguarda, vedete la slide, sì,
Vedete la slide, come ha detto il Presidente, il DSE nasce nel 2016, è presente in tutte le regioni italiane, in tutte le regioni italiane c'è un Dipartimento Solidarietà e Emergenze della Federazione Italiana Cuochi. Noi siamo della Federazione Italiana Cuochi, ma essendo iscritti al terzo settore, come diceva prima il Presidente, praticamente viaggiamo in autonomia, cioè abbiamo un nostro Presidente che è appunto Giancarlo Griceli e poi c'è tutto l'organigramma di una qualsiasi associazione, quindi il Presidente, il segretario, il tesoriere, il vicepresidente e i consiglieri, ognuno con le proprie specificità e con i propri... Ovviamente noi interveniamo, siamo personale specializzato, formato anche in ristorazione collettiva. Come si diceva prima, Dipartimento Solidarietà e Emergenze è un dipartimento formato da cuochi professionisti che sono pronti a intervenire in caso di necessità, si spera mai, perché quando c'è un'emergenza e sei chiamato a intervenire, è chiaro che chi deve partire comunque vive una situazione sua personale di emergenza. Ci è capitato, mi viene in mente l'Emilia, perché il presidente Stefano Zanatta ci chiama al pomeriggio per partire alla mattina subito del giorno dopo e quindi è vero che sei preparato mentalmente, però comunque ci devi sempre lavorare un po' sopra. Ecco, questo è quello, andiamo pure avanti, e quindi non siamo solo addetti all'emergenza, però facciamo anche attività, altri tipi di attività. Proviamo ad andare avanti, vediamo se... Ecco, noi siamo, come dicevo prima, siamo cuochi professionisti. Chi sono questi cuochi? Sono cuochi, chef, ristoratori, panettieri, pasticceri, perché quando parte una squadra, e poi con le ultime disposizioni date dal nazionale, è sempre preferibile che all'interno di una squadra che è composta di 4 persone ci sia sempre un pasticcere o panettiere. Perché? Perché in questi anni si è capito che è importante sì preparare i pasti, però è importante anche mettere sempre un qualcosa in finale, un dolce, una piccola chicca che può servire per dimenticare quello, non dimentichi mai, però magari di alleviare un po' quella sofferenza che stai vivendo. Quindi, oltre però alle persone specializzate, quindi i cuochi, abbiamo anche personale, volontari addetti alla logistica. Quando noi ci rivolgiamo agli istituti alberghieri, non ci rivolgiamo solo ai ragazzi di cucina. Io parlo in maniera semplice perché così ci comprendiamo bene e anche perché insomma, avendo qualche anno di scuola alberghiera diciamo, mi vengono a volte meglio i termini un po' più antichi rispetto di quelli un po' più giovani di adesso. Comunque, al di là di questo, non mi rivolgo solo ai ragazzi di cucina, ma mi rivolgo anche ai ragazzi di accoglienza e mi rivolgo anche ai ragazzi, non io, il progetto si rivolge anche ai ragazzi di sala, perché tutti in un momento di emergenza possiamo essere operativi e possiamo dare una mano. Porto sempre l'esempio di quando eravamo giù a Riolo, quando siamo arrivati alla sera, e dopo aver conosciuto con Francesca, aver conosciuto un po' il personale che c'era all'interno della cucina, ci hanno fatto vedere, oltre alla cucina, la dispensa, il magazzino, e lì abbiamo visto cioè, ovviamente il personale che lavorava dentro erano persone, erano volontari che in quel momento si stavano dando una mano, perché come ho detto prima, in una emergenza siamo tutti indispensabili e utili, purché comunque ci sia qualcuno che dà la guida. Non possiamo andare allo sbaraglio. Diceva prima il Presidente,
Gli Angeli del Fango del 66 sono stati utilissimi, ma non solo lì, anche a Vicenza nel 2010, cioè hanno dato il loro contributo, però adesso è importante che quando si dà una mano si possa avere qualcuno che ci guida per evitare magari di commettere qualche sbaglio. E insomma lì avevamo una ragazza, ecco perché volevo arrivare al dunque, avevamo una ragazza del liceo, del quinto anno del liceo, che in quel momento le scuole erano chiuse, che dava una mano in cucina, dava una mano, consegnava le attrezzature ai volontari. Insomma, visto la dispensa, visto il magazzino, loro avevano ammassato tutto dentro, prodotti, generi alimentari, scope, stivali, tutto messo là. Voi sapete benissimo, perché stiamo parlando in un istituto alberghiero, che i prodotti food vadano da una parte, i prodotti di food vadano dall'altra, che i prodotti vanno tenuti alti da terra, cioè tutte quelle cose che voi sapete benissimo ma che in un'altra scuola non sanno. Però quello che voglio arrivare a dire al dunque è questo, cioè dopo aver spiegato a questa ragazza come doveva essere tenuto il magazzino, lei ha codificato tutto ciò che c'era dentro e ha cominciato a consegnare il materiale nella maniera corretta e soprattutto gestendo il materiale di cucina in maniera molto ordinata. Quindi quello che voglio dire è questo, cioè quando noi ci rivolgiamo agli alberghieri, ci rivolgiamo a tutti e tre i settori, non è che privilegiamo uno e l'altro no. Nel nostro dipartimento c'è la possibilità di essere sia di cucina che ragazzi di sala che ragazzi di accoglienza. E proviamo ad andare avanti. Sì, qui andiamo veloce perché l'ho detto prima e quindi non mi soffermo sul discorso dell'organigramma nazionale. Noi, essendo iscritti al terzo settore, a quella parola famosa che si chiama RUNTS, che poi magari ve la farò spiegare da Ermanno perché lui è ben preparato su questa parola che è appunto il registro unico nazionale, okay, del settore, e quindi sì, abbiamo delle regole particolari e specifiche che la Federazione Italiana Cuochi non ha. Andiamo pure avanti, vediamo se... Ecco, quando prima dicevo noi non facciamo solo emergenza e speriamo di non farla mai, quindi vuol dire che le cose stanno andando bene, però dal 2016, quando io sono entrato nel Dipartimento, ad oggi molte calamità sono successe causa il clima o quello che è, insomma, tra bombe d'acqua, terremoti e via dicendo, è successo un po' di tutto. Comunque, al di là dell'emergenza, collaboriamo con le associazioni di volontariato in attività solidali, di supporto e di aiuto. La settimana scorsa eravamo al Carbonara Day. Io so che voi sapete che la festa della Carbonara Day è il 5 di aprile, però essendo stato Pasqua l'abbiamo spostata all'11 di aprile e abbiamo collaborato con l'associazione Atlantis, che per voi dice poco perché siete di Vittorio Veneto, ma per noi che siamo di Castelfranco, Atlantis è un'associazione che lavora con i ragazzi che noi speciali, ok? Ecco, e quindi abbiamo collaborato con loro. Tra l'altro abbiamo avuto insieme con noi una decina, 10-12 ragazzi che hanno fatto il servizio di sala e quindi ecco, cioè questo è il nostro supporto che diamo alle attività solidali. Scusa. A proposito ragazzi, io sto parlando, però se qualcuno vuole chiedermi qualche cosa, quello che sia, basta solo che si sbracci, io mi fermo subito. Promuoviamo progetti di formazione e informazione nelle scuole, soprattutto nelle scuole. Il progetto che viene portato qui, Cultura del Volontariato Cucina in Emergenza, per 3 anni è stato un progetto che veniva realizzato solo in Veneto. Dall'anno scorso il presidente Giancarlo ha detto che questo era un progetto che deve viaggiare in tutta Italia, tant'è che dovremmo andare a Riolo Terme per questo progetto, ma siamo appena tornati da Gemona,
dove hanno fatto i 50 anni del terremoto, ed eravamo lì perché in una scuola hanno portato anche loro questo progetto. Organizziamo e coinvolgiamo i ragazzi in attività speciali, in attività solidali e concorsi, e collaboriamo con la Protezione Civile in supporto ad attività di esercitazione. Come nasce il progetto? Mi va sempre di ricordarlo, come ho detto prima, grazie sempre al dottor Riolfi, che lui faceva girare questo video nella Protezione Civile di Verona, e io l'ho visto e quindi ho detto che questo era un progetto che si poteva tranquillamente portare in tutte le scuole alberghiere. E perché promuovere il progetto nelle scuole alberghiere? Innanzitutto per sensibilizzare gli studenti alla cultura del volontariato. Cioè fare volontariato, come diceva Francesca prima, qualsiasi cosa, anche l'aiuto a un compagno, è già volontariato. Quindi qualsiasi cosa con la parrocchia, con le sagre paesane, con qualsiasi cosa voi pensate, quando state aiutando un'altra persona, sapete che state facendo volontariato, anche se magari non lo chiamate volontariato. Aiutare chi si trova in difficoltà, far conoscere il nostro dipartimento, che per noi è fondamentale. Noi dobbiamo farlo conoscere nelle scuole il nostro dipartimento. Non so se da là ci vedete bene, forse sono le luci, ma siamo tutti molto bianchi qua in testa. Abbiamo bisogno di forze nuove, abbiamo bisogno di ragazzi che abbiano energia, voglia di mettersi in campo e soprattutto di sostituirci anche, perché magari fra qualche anno qualcuno gli viene in mente di quello che abbiamo fatto in questi 2 giorni e magari dice, beh, perché non provare, perché non vedere? E poi è importante sapere come comportarsi in caso di emergenza. Cioè, andare allo sbaraglio è chiaro che tutti abbiamo questa volta. Succede qualche cosa e tutti corriamo, però è giusto correre sì. Ok, andiamo pure avanti. Ecco il progetto didattico, 2 parole sul progetto didattico. Il progetto didattico si articola in 2 momenti. C'è il convegno, quindi io la chiamo la chiacchierata, e poi c'è la prova addestrativa che verrà fatta domani. Okay? Ci rivolgiamo all'alberghiero perché sostanzialmente, perché voi ci vedete, siamo cuochi e nel vostro piano di studi voi trattate tutti quegli argomenti che sono necessari per poter lavorare in cucina. Quindi per noi è fondamentale rivolgervi a voi, perché noi siamo un dipartimento specializzato nel far da mangiare, mettiamola così. Voi avete basi di sicurezza sul posto di lavoro, di igiene, conoscete i prodotti, li studiate, sapete comporre i semplici menù, sapete trattare, avete regole di HACCP che per noi sono fondamentali. Noi abbiamo fatto, dico noi tutti, del Veneto, ma non solo, l'anno scorso abbiamo fatto un corso sull'HACCP e voglio dire, qui ci sono insegnanti che fino all'anno scorso insegnavano e in classe parlavano di HACCP, però una rispolverata fa sempre bene. Andiamo avanti. No, ma io posso anche, allora, per quanto riguarda il convegno, ecco, è importante, quello che a me interessa farvi capire è che in una fase emergenziale è molto importante la gestione della cucina da campo. E il cuoco che si trova a lavorare in cucina di emergenza deve avere competenze, ecco perché mi rivolgo a voi, perché voi avete competenze e conoscenze specifiche. Non sottovalutate tutto quello che sapete, perché ne sapete tante di cose. E deve essere in grado di lavorare in sicurezza, rispettando appunto quelle che sono le norme igieniche, il comportamento delle persone, nella monopolizzazione dei cibi, nei piatti che vengono preposti e soprattutto sapere
e tener conto di quelle che sono le esigenze della popolazione. E quindi intolleranze, credi religiosi, scelte personali ci portano appunto a diversificare il menù. Proviamo ad andare avanti. Sì, ecco, prova addestrativa. Non so, preside, se posso dire una parola sulla prova addestrativa o la teniamo tutta per domani. Allora, domani ci sarà, questo lo sanno, che c'è una prova addestrativa, no, non sanno niente, e quindi forse ci sarà una prova addestrativa. Chiedo scusa, ma è surprise. Sì, io chiedo scusa se mi sono dilungato, ragazzi, però ecco, grazie a tutti della vostra... Grazie mille. Scusa. E poi c'è la ricreazione. Ok. Scusate, sono io che rompo le scatole. C'è un brevissimo video, io sono coinvolta emozionalmente, mi emoziono anche, con una ONG che lavora in Bolivia, in Sud America, e l'estate scorsa sono stata lì 3 mesi, quindi c'è un breve video della mia esperienza fatta in Bolivia in questi 3 mesi. Faccio arrabbiare. C'è il servito. Grazie e complimenti a tutti per le esperienze. Direttrice, aveva piacere di fare 2 parole? Beh, intanto vorrei ringraziarli e capite quanta passione ci sia, ragazzi, in quello che loro fanno, in quello che cercano di trasmettervi. Adesso do un'indicazione tecnica, visto che ho il microfono. Voi ragazzi uscirete di là perché direttamente dal corridoio accederete a Piazza Minucci. Se piove sarete ospitati sotto la loggia. Nessuno può trattenersi in teatro. La ricreazione dura 20 minuti, quindi alle 11:20 rientrerete. Non c'è il suono della campanella, ma il tempo lo conoscete e quindi vi aspetto alle 11:20 in teatro. Per gli ospiti nella hall del teatro c'è un coffee break. Grazie.
Bene, adesso ragazzi ci sarà una testimonianza molto particolare che credo possa essere un grande insegnamento per tutti noi. E io ho veramente il piacere di poter presentare questo grande professionista di cui si vuole, poi lo chef Battestini può aggiungere, eccolo lì, non lo vedevo, torni qua. E abbiamo i fotografi in sala, Può dire qualche, diciamo, parola di presentazione, e che secondo me, dicevo testimonianza, che secondo me segnerà la vostra vita, segnerà un punto nella vostra vita, un qualche cosa che ricorderete. A me ha emozionato tantissimo, è la terza volta che conosco questa persona a distanza e spero un giorno di poterla conoscere di persona. È lo chef Ciotola. Buongiorno a tutti, si sente bene? La vediamo bene, sì. Perfetto, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno carissima preside, un abbraccio a tutti voi e grazie per questo splendido invito. È sempre un piacere poter essere anche in remoto, ma è come fossi io lì con voi. Sicuramente ci sarà giorni che in presenza, che è un piacere. Ecco, innanzitutto volevo ringraziare comunque l'Istituto Alberghiero che ci ospita, che mi dà la possibilità di svolgere questo evento importantissimo, la preside che ho detto Letizia Cavallini, il grande Battestini, il presidente diciamo della Federazione della Cuochi DSE Giancarlo Gliceri, il grande Biagio Rapone, poi ecco Marcello Sanna, Gabriella, Stefano Timpani, tutti quanti voi, un grandissimo abbraccio, è un piacere poter essere lì con voi, ecco. Come vi hanno detto sicuramente, vi hanno già raccontato, io sono uno chef un po' particolare, ecco, uno chef non vedente, una parola grossa, perché comunque qualcuno di voi potrebbe farsi su per la prima domanda, no? Ma come si può fare lo chef senza vedere? Ma come no? Io nelle mie ricette metto due ingredienti importanti, la passione e la fantasia e l'amore per quello che uno fa. Infatti alla base di tutti i lavori, se uno mette l'amore, lavorerà sempre poco, perché comunque è un piacere lavorare. Io oggi non sono qui per insegnarvi a cucinare, ma sono qui perché ognuno ha un modo, no? Chi è portato per una cosa, chi è portato per un altro, e poi le esperienze si acquistano durante gli anni, diciamo, lavorativi, che c'è sempre da imparare, ma sono qui per farvi capire che nella vita tutto si può. Non c'è niente che ha un limite, come si è sempre detto anche a scuola, ogni problema c'è una soluzione, ogni salita c'è una discesa. Queste sono parole costruite, ma già fatte. Però ecco, è proprio questo, che comunque basta metterci un po' di tenacia, un po' di, diciamo, di spirito positivo e tutto si supera. Anche nel momento in cui una situazione particolare non si può risolvere, allora a quel punto bisogna accettare, perché accettandosi uno trova l'equilibrio e si pianifica tutto quello che è intorno a noi. Io ecco, sono diventato non vedente da pochi anni, cioè ecco, da 20 anni a causa di uno scoppio di fuochi d'artificio. Io siamo in diretta dalla mia cucina, piccola cucina, e la mia cucina l'ho conservata come era tanti anni fa, perché proprio a Capodanno, la sera del gala di Capodanno, dopo aver preparato il gala per tutti i miei ospiti commensali, uscito fuori sul balcone per sparare i fuochi d'artificio, purtroppo un fuoco d'artificio partito male mi ha portato via la completa vista. Ma questo non mi ha fermato, perché comunque l'amore proprio per questo lavoro che ha dato la possibilità a me di potermi rialzare, sempre con l'aiuto di persone positive a fianco. Ecco, io ho la mia carissima compagna di vita, che è la mia moglie, che è proprio lei che mi ha dato la forza, non mi ha trattato mai da malato, mi ha trattato sempre come persona normale, anzi a volte mi sono pure trovato in difficoltà, ma lei non mi ha dato mai una mano di aiuto proprio perché voleva che io lo facessi da solo. E così è stato. L'amore per questo lavoro è stato molto significativo, perché comunque nel venire, ritornare dopo l'incidente del mio ristorante,
prendendo il coltello in mano e andando a toccare tutti i miei attrezzi che ho sempre usato e che ancora oggi utilizzo, di vecchio stampo. Ecco, pensate che io nella mia cucina non ho l'induzione, ma i fornelli a fiamma viva. Io vado vicino ai fornelli, accendo, sento il calore della fiamma, dopo vi faccio vedere e sento, lascio il pilota e a posto. È così che fiamma piccola, fiamma grande. Il forno uguale, ecco il mio forno. Se Filippo ce lo fa vedere, ecco il mio forno, un forno senza touch. Vado via, accendo la temperatura, so all'incirca dove la temperatura 180 gradi, 160, 200, senza nessun braille, perché purtroppo con le mie mani rovinate non riesco a leggere il braille. Alla fine io riesco a gestire la mia cucina. Io entro in questa cucina la mattina e panifico. Che bella cosa! Un lievito madre impastato la sera prima, gonfio bello, e vedo la soddisfazione, perché ogni mattina che vengo qua trovo la massa del pane lievitata al punto giusto, bella che non si attacca, liscia, bella porosa, e dico ah, che bella cosa. E quello è la mia creazione. Ma come può essere la vostra creazione facendo un pan di Spagna? Ecco, qualsiasi cosa che viene fuori da una lievitazione naturale, ed è bellissimo, è una soddisfazione. Quando è bello quando si vede quel pan di Spagna bello cresciuto, no? Bello compatto, ma lo stesso con grandi alveoli, no? Bellissimo. Oppure magari quando un arrosto. Io stamattina ho preparato queste 2 porchettine perché c'ho gente stasera, le ho avvolte, le ho condite, ma sento il mio, in base alla quantità del pezzo di carne, l'ho condito, l'ho fatto, e vado anche di condimento, il sale, il pepe, perché alla fine con le mani si riesce a fare tutto, si riesce a capire tutto. Ecco, a me se mi mettete i guanti io purtroppo non riesco a fare niente, perché purtroppo togliendomi il tatto io automaticamente trovo difficoltà. Ma lo stesso io utilizzo la mia affettatrice, semplice, metto vicino alla rotella, automaticamente sento lo spessore e vado. Infatti qui dentro io lavoro solo io con l'affettatrice, perché ho paura. Se qualche dipendente si taglia, automaticamente perdo l'aiuto e poi dopo lo devo pure pagare. Cioè, che scherzo. Però è così. Allora preferisco farlo da solo, come uso il tritacarne mio. Tutti attrezzi che mi hanno accompagnato durante il percorso della mia crescita professionale, nella mia attività, nella mia attuale location, che da circa 26 anni gestisco. Perciò ecco, ogni giorno che entro qui dentro saluto, ma dice mia moglie, ma chi saluti? Io saluto i miei attrezzi. Buongiorno a tutti, ma sono i miei attrezzi, perché io mi metto piano piano con la mia radio, sottofondo musicale che mi piace molto, e lavoro e preparo. Durante il servizio c'è una persona che mi dà una mano nell'impiattare, ma non nello spadellare, nell'impiattare solo, perché mi rimane un po' difficile, ma per le paste corte riesco anche io. Però certo, quando c'è un servizio alla carta che dobbiamo velocizzare, ho bisogno di una persona che mi dà una mano. E niente, ecco, voi fate una scuola molto molto bella, una scuola che vi fa arrivare. Allora un attimo solo che metto questo nel forno, perché così parte di cottura. Dopo, ecco, bello, ecco, vedete la temperatura 200 gradi, sì, ecco, apriamo la camera e via. Ecco, un lavoro è fatto. Andiamo, allora, io mi porto sul tagliere perché oggi dopo vi faccio vedere anche una ricetta come si fa, no? Altrimenti diventerebbe tutto irrisorio. Allora mi piace farvi vedere quello che un cuoco riesce a fare. Partiamo dal presupposto che voi, come dicevo prima, fate una scuola molto bella, una scuola fatta di soddisfazione. Pensate che voi, noi tutti, prendiamo in affitto tutto il tavolo, cioè gli ospiti che vengono in sala, li prendiamo in affitto per circa 2 ore, giusto? E abbiamo una grande responsabilità, quello di farli stare bene, quello di farli vivere un'emozione, quello di farli vivere un'esperienza. Oggi la gente non può più al ristorante per mangiare, perché i frigoriferi a casa sono strapieni, ma va al ristorante per vivere un'emozione. Noi abbiamo una grandissima responsabilità. Noi ci prendiamo la responsabilità del palato dei clienti, perciò usare materie prime di qualità, e vi garantisco che quando noi facciamo ricerca di mercato utilizzando le materie prime di qualità, a partire dall'olio extravergine d'oliva, che in Italia, dove ci giriamo, abbiamo un'ireti bellissima, e ogni nostra ricetta possiamo utilizzare l'olio che vogliamo, perché ci sono gli abbinamenti e gli accostamenti, no? Voi sapete tante tipologie di olio, mignolo, raggia, leccino, coratina e via discorrendo, perciò ogni olio utilizzato per la nostra ricetta.
Poi i trafilati, siamo il paese diciamo, della pasta, no? Abbiamo ricevuto il mese di dicembre scorso la candidatura della cucina italiana patrimonio dell'UNESCO. Che bella cosa! Cioè per noi che usiamo questa giacca bianca è una grandissima soddisfazione, ma non è la soddisfazione in primis per i locali stellati, ma perché la cucina tradizionale italiana nasce nelle osterie, nelle locande, cioè tra le vostre mani. Ecco, la tradizione è quello che avrà il futuro, perché tradizione con la trasformazione, innovazioni, ecco quello che viene fuori. Ma come dico sempre io, no? Come la mia cucina, un piede nel passato, un piede al presente e uno sguardo al futuro. È quello che la gente cerca, perché noi abbiamo una storia, la cucina italiana ha una storia. Perciò quando noi andiamo con un buon trafilato, un buon olio extravergine d'oliva, un buon pomodoro, tardivo magari del mese di agosto, dove magari il pomodoro residuo di acqua molto basso, viene fuori che cosa? Viene fuori una grande ricetta, semplice ma ottima, che il cliente la mangia, la porta in bocca, nel cuore e nell'anima e ritornerà a mangiare perché è stato molto bene e si sente sazio al punto giusto. Perciò noi quello che dobbiamo fare, ricerca di mercato e qualità. Quando usiamo la qualità, i nostri piatti sono vincenti. Perciò fa stare bene le persone a tavola. Poi la vostra scuola, la nostra scuola, quella che abbiamo fatto tutti, si chiama proprio Istituto Professionale Alberghiero. Perciò si presuppone che voi dalla scuola alberghiera venite fuori grandi professionisti, istituto professionale, grandi professionisti. Ecco, e approfittate dei vostri docenti lì a scuola, nei vostri 5 anni diciamo, di scuola, proprio perché appena uscite dalla scuola, qualsiasi corso o master andate a fare, mi presentano subito la fattura. Cosa vuol dire? Che vi chiedono soldi. Invece a scuola tutti i nostri docenti, tutte le mattine, vengono lì per insegnarvi, per tramandare le loro esperienze a voi. Voi siete il futuro. Oggi voi sapete, no? Il problema, quello che dice in Italia, la mancanza di manodopera nel nostro settore. Ma perché? Io dico, ma non capisco il perché. Perché forse gli stipendi sono bassi? No, perché comunque noi paghiamo bene la categoria diciamo, dei commiti cucina come magari di autocuoco. E perché magari hanno perso un po' l'entusiasmo. Questo è un lavoro bellissimo, sacrificato, ma se mettiamo sulla bilancia il sacrificio con la soddisfazione, sale più la soddisfazione. E non papà, sale di più, perché veramente quando un cliente viene e dice voglio lo chef, vi saluta, vi stringe la mano e vi dice siamo stati benissimo, noi abbiamo regalato dei momenti bellissimi a quel cliente. Una volta i cuochi erano quelli cicciotto con la barba, finito il servizio andavano a casa, e invece oggi sono degli showman. Oggi i cuochi sono quelli, vedete, no? In televisione dove gira qualsiasi canale si vede una trasmissione di cucina, perché è così, perché oggi dove si sta bene, si vivono emozioni è proprio nella ristorazione. Allora la gente si limita di comprare il maglione di Kashmir, però alla fine vuole mangiare una buona pizza o mangiare un buon primo o mangiare della buona carne. E basta girarci intorno, ecco vedete in Italia abbiamo delle grandi carni, no? Dei grandi mangi, dalla chianina, alla maremmana, alla toscana, alla panzana, alla fassone piemontese, alla romagnoli, di tutto e di più. Come vogliamo divertirci, ci divertiamo. Gli spagnoli hanno inventato la vacuum, una vacca grassa riportata all'ingrasso, come il patanegro, un prosciutto stagionato 3 anni, no? In Italia abbiamo i grandi prosciutti, Carpegna, Sibello, San Daniele, perciò conoscendo il mondo delle materie prime che ci offrono, automaticamente si diventa padroni della materia prima, ma padroni del mestiere. E questo poi verrà negli anni. Ecco. Allora non vi voglio rubare tempo, anzi dopo gradisco ricevere qualche domanda e ritorniamo a discorso un cuoco non vedente come può cucinare. Oggi ci siamo limitati a fare una ricetta fredda, ecco, una battuta di carne veloce con il tartufo di questo periodo. Anche in questa fase del periodo del tartufo non siamo ancora nella fase del tartufo scorzone estivo, chiamiamolo estivo, ma tutto di cappello, tanto di cappello al tartufo estivo, che sarebbe quello leggermente un po' più scroncio, cioè quello un po' più duro alla buccia, perché nasce in un periodo dove c'è la siccità, allora automaticamente si costruisce quella corazza un po' più dura. Ecco, però in questa fase di periodo siamo nella fase della fine del periodo del nero pregiato, uncinato, moscato e quello dell'inizio a maggio sicuramente del tartufo estivo. Perciò allora io farò una battuta di carne, una tartare, come dicono i francesi, al tartufo estivo, va bene? Allora, questo è un pezzo di carne. Allora Filippo, se puoi magari mettere bene la telecamera,
Allora, il coltello, eccolo qua. Allora, questo è un pezzo di carne di manzo. Allora, tanti cuochi usano magari il filetto perché comunque quel pezzo di carne privo di fibre, morbido come il burro, che sarebbe la carne ideale per i bambini, giusto? Ecco, e invece io cosa succede? Però il filetto è un pezzo di carne che io lo pago tanto. Allora cosa ho fatto? Ho studiato di prendere un altro pezzo di carne meno pregiato, però da renderlo morbido e frullato allo stesso modo del filetto, in modo che a partire dalla materia prima non pago il filetto a 30 euro al chilo, ma prendo un feso sotto fesa e la marino, in modo che la marinatura mi dà la possibilità di rendere frullata e morbida la carne, però pagandola in modo molto meno, quasi la metà. Ecco la strategia del cuoco, perciò è facile fare una buona tartare col filetto, quella è morbida e si scioglie. Invece io cosa ho fatto? Ho preso un pezzo di carne, l'ho marinato con un lampante, zucchero di canna e sale, poi dopo lo con determinate spezie, le bacche di ginepro, timo, cefoglio, maggiorane e via discorrendo, 24 ore. Dopo cosa ho fatto? L'ho preso e l'ho sciacquato, l'ho lavato in succo di arancia e limone, perciò automaticamente si è tolto la parte del 20% di liquido che è contenuto in questa carne, buttata via dal sale, dalla marinatura del sale e zucchero, in modo che la carne non rimane scomitevole, ecco. E allora cosa ho fatto? Dopo l'ho sciacquato in quel succo di limone e di arancia, è venuto fuori un profumo della vera carne, non quello magari ferroso. E infatti se voi sentite, guardate, se sentite poi il profumo dell'erba, cioè del pezzo di carne vivo, buonissimo, ma non eccentrico di quel sapore ferroso del sangue. Poi un cuoco non vede come fa per sapere se la carne è frullata. Prendi il dito e lo impiccia dentro, guardate, è entrato morbido come il burro. Odore, ecco, vedete le mani? Le mani sono i miei occhi, cioè riesco a fare questa cosa. Poi il coltello. Io dico sempre il coltello è il mio migliore amico. Perciò quando voi lavorate, perché la distrazione è dietro l'angolo, giusto? Allora un coltello sul tagliere non va messo mai in questo modo, perché nella distrazione appena tocchi tac e ti tagli. E invece cosa fa? Lo si mette in questa posizione e sicuramente non vi tagliate mai, perché un attimo di distrazione nel fare una cosa, tac, e può succedere comunque quello che non deve succedere. Poi il coltello porta un velo. Ecco, perché faccio così? Non perché mi voglio far vedere da voi, ma perché riporto alla luce del sole il segno del coltello, c'è la lama. Ecco, perché voi sapete che il coltello non deve tagliare le cose magari acidule, perché gli toglie la lama. Allora, andiamo a fare il nostro taglio, diciamo, di questa bellissima carne marinata, per fare una piccola tartare, va bene? Questo lo tolgo, Filippo mettilo là per favore, grazie. Ok. Andiamo io la tartare la faccio a coltello, se voi vedete, se mi guardate, la faccio a Filippo, riprendi bene? Allora, la faccio a coltello perché se qualcuno la fa tritacare, automaticamente si surriscalda e perde il sapore vivo della carne. È come magari tagliare il prosciutto a mano, no? La lama tira l'affettatrice che gira più velocemente, riscalda la fettina di prosciutto e cambia sapore. Come fa i francesi, no? Il coltello deve toccare la punta sul tagliere e va all'indietro, giusto? Si chiama haché. Se qualcuno non crede che non vedo, io chiudo gli occhi, vedete? Mi vedete? Chiudo gli occhi e taglio, va bene? Non aver paura. Le mani, i nostri occhi, il cuore, la nostra anima è quello che produce soddisfazione per i nostri ospiti a tavola. Allora, facciamo subito, non vi rubo tempo. Preparate qualche domanda, ragazzi, A scuola non mi piaceva rispondere, da adesso non piace rispondere tanto alle domande. Ecco. Allora, ecco, ho creato questa bella poltiglia. Andiamo con la bulla, eccola qua. Prendiamo e la mettiamo dentro la bulla, ok? Perfetto. Ma adesso che facciamo? Andiamo a mettere, allora, ecco qua, la cipolla, no? Una cipolla novella che riesce comunque a dare quel profumo, no? Perché vi ricordate che noi dobbiamo creare una marinatura, oltre questo che ho fatto io, lampante. Allora dobbiamo trovare tutti gli ingredienti aciduli. Allora, la buccia, la zesta del limone e dell'arancio, in modo che il cliente mangi la tartare, se chiude gli occhi, pensa di mangiare carne cotta, ma è carne cruda. Allora, questa è la cipolla. Ecco. Ecco, ragazzi.
Allora, andiamo sempre sulla bulla, perfetto. E andiamo a mettere qua. Adesso che facciamo? Proviamo il tagliere. Adesso andiamo a mettere un po' di zesta di limone e d'arancia in modo che dia quel profumo agrumato. Io sono napoletano, vi lascio immaginare il profumo degli agrumi, li mettiamo in tutte le parti. Piano piano, vedete? Tagliare solo la parte gialla. Ecco, sia del limone. Dove l'arancia, filo? È qui? Questo? No, è questo. No, l'arancia intero. Va bene. Dobbiamo qua. Dammelo un po', Manola. Eccoci qua, i miei collaboratori, ragazzi, Mia moglie che sta sempre dietro le quinte, ma è l'anima. E mio figlio che gira il video. Allora, un attimo, eccoci qua. Tagliamo tutti a puntini come fossero le spine, Eccoci qua. Vediamo che bel profumo, ragazzi. Profumo bello, intenso, estivo. Andiamo verso l'estate. Allora, mettiamo. Allora, i condimenti stanno qua, vero? Filo d'olio, sale, poi pepe, perfetto, un filo d'olio. L'olio, eccolo qua. Lo apriamo. Abbiamo quasi fatto, dopo andiamo all'assemblaggio. Che è la parte più difficile, ma noi non ce la prendiamo. Ok, adesso ragazzi mi alimento. Allora io nelle mie ricette non la metto perché oggi ci sono tante intolleranze, però per farvi vedere a voi come si fa, io adesso metterò anche il tuorlo d'uovo, come mettono i francesi. Però qualcuno si potrebbe domandare, ma come fa lo chef non vedente a separare il bianco dal rosso? Ci proviamo, va bene? Allora, intanto prendiamo la piccola ciotolina, quella è questa qua. Mi vedete? La vediamo bene, sì. Ok, allora apriamo l'uovo. Filippo, fai vedere l'uovo. Ecco, è aperto? Sì. È intero. Adesso che facciamo? Prendo in mano, metto le mie dita. Ci sta il tuorlo d'uovo? Perfetto. Lo vedete? Ok, lo buttiamo dentro. Cominciamo a mischiare. Bello. Io perché faccio così? Ma prima che faccio così perché magari è un modo di fare. È perché io nel profumo sento l'odore della carne, il profumo dell'agrume, il sale va a contemplare quelli che sono gli ingredienti che abbiamo utilizzato. Perciò anche sul cuocipasta, quando io metto i miei pugni di sale, dopo faccio un vortice, faccio così, tiro sul vapore, annuso e mi dice il mio sensore del naso se è giusto anche di sale. Giusto, perché il vapore acqua porta su tutto il condimento dell'acqua, cioè in quel caso è l'acqua, ma lo faccio anche sulle padelle che io faccio le mie ricette. Il vapore mi dice se ho utilizzato in modo giusto tutti gli ingredienti che stanno nella padella e vengono fuori con l'esperienza, con gli anni, quello che sono i sensori nel pensiero, nella mente, ecco, va bene? Allora, adesso andiamo a prendere il cuore. Dove Filippo? Eccolo qua. Allora, un attimo solo che mi pulisco le mani. Allora, perfetto. Allora, ci siamo. Allora, il piatto di impiattamento è questo. Allora, io ho preso il cuore perché nella mia attività, nella mia location, il cuore è sempre un simbolo importante, è sempre presente sui miei piatti. Perché? Vi racconto questo perché appena perso la vista, mio figlio a casa, 4 anni, con l'amichetta sua 4 anni, io dovevo venire al lavoro e gli ho detto Brian, dove sta il giubbino? Lui mi ha detto sulla sedia. L'amichetta sua di 4 anni gli ha detto ma scusa, ma stava vicino a lui, perché non l'ha visto tuo padre? Perché te l'ha chiesto? Mio figlio disse, mio padre non vede con gli occhi ma vede con il cuore. E da quella volta io ho preso sempre in considerazione lo stampino del cuore. Adesso andiamo a creare il piatto. Eccoci qua, un attimo di pazienza. Allora, io prendo, nel mio ristorante ho tutti i piatti quadrati o sagomati, perché io con la parte esterna dei polsi capisco il centro, vado a toccare e capisco. Allora, andiamo al centro, ecco. Il centro è questo. Giusto Filippo? Un po' più in mezzo. Va bene.
le mani, andiamo a creare l'immagine del piatto. Eccoci qua. Allora, un po' più in mezzo, facciamo così. Perfetto. Allora, andiamo con... Ricordatevi che il piatto, oltre che il gusto, deve avere l'immagine visiva, importante, no? L'immagine visiva, ecco. Eccoci qua. Bene. Allora, è uno. Poi andiamo a Filippo, dammi un po'. Eccoci qua. Kiwi. Questo è kiwi, vero? No. Questo? Questi no? Questo qui. Dammi ancora. Eccoci qua. Allora andiamo a creare un po' i colori. Il piatto deve essere un mix di colori. In modo che il cliente altro cuore, altro kiwi. Ok. Poi mi dai, Filippo, le arance. Altri due. Limoni. Ok, un attimo, arriviamo. Allora. C'hai Filippo? Sui limoni? Ci sta buono. Limoni. Ok. Ecco, allora, limoni in modo che c'è il colore arancione, il colore giallo, il colore verde. Adesso andiamo a mettere l'ultima parte del tartufo, dove filo? Dammi un po' il tartufo, la taglia del tartufo, Manu. Eccoci qua. Adesso andiamo a mettere la parte finale del piatto. Questo no? Il tartufo sopra. Ok, e questo è la tartare, il cuore di tartare per tutti voi ragazzi, dedicata a voi, e amate la vita perché la vita si presenta davanti sempre senza problemi. Stanno applaudendo, non so se li sente, ma la sala ha applaudito più di qualche volta. Grazie mille preside, grazie di cuore. Ecco, adesso se mi ascoltate, se mi sentite, gradivo ricevere qualche domanda, ecco, se mi potete mettere in audio con i ragazzi e magari passare a loro qualche microfono per poter rispondere. Allora, provvediamo subito, abbia pazienza, qualche secondo. Alza un po' la voce. Arrivano subito, scendono dalla platea. Sì, come no. Forza ragazzi, perché abbiamo una scaletta proprio... Una è qui, principe, puoi scendere, se no vengo su a prenderti, scegli l'opzione. Allora, nel frattempo magari, ecco, preparo io qualche risposta, ecco. Stanno scendendo i ragazzi? Sì, stanno vengono? arrivando, perché la platea è di circa 150 ragazzi, quindi tutti... Ho capito. Allora, ecco, come dicevo prima, ragazzi, io il lavoro che faccio, che ho sempre fatto, l'ho sempre sposato a nozze, nel senso che mi è sempre piaciuto fare quello che poi ho guardato sempre in televisione, no? Arrivare a dei grandi livelli, no? Perché in questo lavoro ci deve essere umiltà e anche leggermente un po' di vanitismo, quello che poi ci spinge a dare sempre il meglio di noi stessi, no? Di imparare, immagazzinare esperienze. E quella è la cosa bella, no? Io parto dal presupposto che appena si va in una location, la prima cosa che si guarda è l'utilizzo delle materie prime, no? Dall'acqua che vi portano a tavola, da un bel cestino di pane ben bandito con diverse tipologie di pane, no? Ma ad arrivare all'ultima cosa che è importante, la scelta dei grani del caffè, perché anche un'ultima cosa che uno mangia, beve dentro a un ristorante è proprio il caffè, perciò se uno mangia magnificamente e poi un caffè e alla fine è cattivo, il cliente va via con il pensiero cattivo, no? Dice, grazie chef, tutto quello che la abbiamo interrompo fatto. perché abbiamo i ragazzi e poi abbiamo una scaletta un po' da rispettare. Sì, perfetto. Eccoci qua. Prego. Perfetto. Volevo Prego. chiederle se è cambiata la sua passione per la cucina.
Allora, la passione della cucina, posso dirvi che comunque è migliorata un po', perché come dicevo prima, io ho fatto sempre il cuoco, allora riesco a utilizzare le materie prime, no? Perché non sono un cuoco non vedente dalla nascita, ma riesco a capire magari la differenza tra un rombo e un sanago, un dendice, una ricciola, che posso dire, un pomodoro, il rosso del pomodoro, il viola della melanzana, allora riesco a creare le mie ricette e anche gli accostamenti. Io quando impiatto gli dico sempre ai miei ragazzi, create il gioco di colore, perché è fondamentale, anche una fogliolina di mentuccia su un piatto, su un dessert, gli dà quella vitalità e le piccole cose che fanno la differenza. La passione è migliorata ed è aumentata perché comunque ho visto che quando io sto in cucina, vengo al ristorante e dimentico che sono, cioè dimentico di pensare che sono un non vedente, perché non ho il tempo, tante cose da fare, allora alla fine a volte ingorgo anche in dei pericoli, no? Che sbatto magari vicino a un bancone, però non mi fa niente, ecco, è bello arrivare a casa stanchi e soddisfatti, perché io nei miei 6 mesi di convalescenza, che da primo dell'anno fino a giugno, che dopo ho riaperto il mio locale, sono stato senza far niente, perciò andavo a dormire di noia ma non di stanchezza, e quando uno va a dormire di stanchezza conquista il letto, dice questo adesso è il mio, e invece dormire di noia è bruttissimo. E pensate che io col buio ho avuto sempre paura, no? E invece adesso io nella parola buio trovo tanti aggettivi positivi, perché il buio che vedo io è quello che voi vedete quando andate a casa sul letto, chiudete la luce e guardate a occhi aperti il tetto, è quello il buio che vedo io. E però è molto riflessivo, perché si prendono delle decisioni per il giorno dopo, si riflette, si fa un resoconto della giornata lavorativa, perciò il buio è riflessione, è meditazione, è gioia. Pensate un po', da una parola brutta come il buio, io ho trovato il lato positivo. Grazie, un'altra domanda. Prego. Volevo chiederle come fa a gestire i servizi durante i servizi. Certo, allora io dico sempre, quando noi lavoriamo alla carta, no? E poi anche banchettistica, però quando si lavora alla carta è tutto un momento di concentrazione, sono 3 ore di concentrazione. Io dico vicino a mia moglie, quando porta in cucina le comande, essendo napoletano, dico ecco le sfogliatelle, no? Ma alla fine sono comande, sono quelle comande un po' articolato. Allora la prima cosa è che in magazzino mi faccio leggere la comanda, la fiscia, e memorizzo la comanda, chi vuole un antipasto, chi vuole un primo, chi vuole un secondo, perché oggi sapete, no, a tavola gli ospiti si divertono, 4 persone prendono 4 antipasti diversi, 4 primi e 4 secondi diversi, per poi non andare sulla parte diciamo più delicata dei dessert che ne prendono pure 4 diversi. Allora è concentrazione e anche un meccanismo di incastrare, perché se arrivano più comandi uno dietro l'altra, automaticamente devi incastrare la cottura della pasta, dei primi, ecco, e alla fine c'è una persona che mi dà la mano sui fornelli, ma io mi ritengo durante il servizio lo chef à bailler. Ecco, io parlo e lavoro, perciò loro devono ascoltare solo le mie parole, ma attentamente. Allora, butto la carne, gira la carne, ho messo, sì, spaghetti, gira, ecco la padella, è pronto, il guanciale croccante, è pronto, via, c'è capito? La patata rossa vicino alla bistecca, ci sta, c'è tutto concentrazione. Certo, la sera arrivo a casa stanco, ma soddisfatto. Volevo chiederle anche qual è stata la persona che l'ha aiutata di più nell'ambito enogastronomico dopo il suo incidente. Allora, la persona che mi ha aiutato di più nell'ambito gastronomico, perché sono venuti più riconoscimenti dopo la perdita della vista che prima. Prima ero un cuoco, lavoravo a 360 gradi e ero come, cioè, bravo o non bravo, ma alla fine stavamo sulla dicitura di chef. Oggi invece sono un cuoco che ho portato il mio messaggio anche in televisione tante volte, trasmissioni televisive, ma cucinare in bella vista, in diretta. E i miei grandi soddisfazioni è quella che quando Antonino Cannavacciolo mi ha chiamato, un mio collega mi ha detto chef, voglio fare una trasmissione con te. Dico dai, perché c'era un amico mio che lui mi sfotteva sempre, che mi chiamava Cannavacciolo, no? Ma per soprannome, ma perché mi sfotteva. E alla fine invece era proprio lui, dico dai, lascia stare sto scherzo, ma chi è? Dice ma sono io. Dopo mezz'ora, io ho attaccato, dopo mezz'ora mi ha richiamato la segretaria e lo stesso Massimo Bottura, perché abbiamo fatto degli eventi a Londra quando sono andato a ritirare il premio dei 50 restaurant più famosi del mondo, l'Awards of 15 Restaurant in the World. Ma questo non vuol dire... Antonio, scusami, purtroppo per problemi tecnici dobbiamo chiudere il collegamento perché sei andato molto lungo e ci sono altri interventi. Certo. Scusaci, magari
adesso fai una promessa anche all'istituto e alle dirigente che verrai a Vittorio Veneto e avrai tutta una giornata per esporre e far presente ai ragazzi quello che è la tua esperienza in diretta. Scusami del mio intervento, ma sono stato obbligato. Lasciamelo dire, Giancarlo. Io sono presidente onorario, il grande presidente Giancarlo Pulice, lì in presenza con voi, di un'associazione molto bella e piena di soddisfazioni, ecco, che è il DSE, il Dipartimento Solidarietà Emergenza. E pensate che noi con un piatto fatto con anima e cuore facciamo felici le persone che hanno bisogno e hanno perso tutto. Ecco, grazie Antonio, senti tutta la platea che ti applaude. Grazie di cuore ai ragazzi. Grazie a voi ragazzi, a presto Presidente, grazie a tutti per l'invito. A presto. Ciao Antonio, grazie infinite, sono Giuseppe e grazie sempre del tuo intervento perché è sempre molto significativo. Ciao, grazie. Grazie a tutti, grazie alla Presidente. Grazie mille. Grazie anche ai ragazzi. Grazie a voi. L'applauso lo rivolgo a voi, l'applauso. Allora, ultimo intervento della giornata, grazie a chi non ha neanche potuto fare la domanda, ma insomma apprezziamo lo sforzo. La parola va ad Ermanno Zago, farà un intervento interattivo, da quel che ho capito, vi parlerà di intolleranze, ma insomma un intervento essenziale nel vostro lavoro. Non è come pensate. Prego Ermanno. Non prendete paura, è topico. Eccomi. Io posso aver luce sui ragazzi? Ragazzi, vi devo svegliare adesso. Ci siete? Bene. Beh, intanto mi presento, io sono Ermanno Zago, faccio parte del DSE, del Consiglio Direttivo, e da qualche anno mi hanno incaricato del compito di responsabile nazionale per la gestione delle allergie e intolleranze alimentari e assieme ai miei colleghi giriamo appunto l'Italia per portare queste testimonianze e dal lato mio portare un po' di formazione nell'ambito appunto della gestione delle allergie in emergenza. È un argomento che voi trattate nelle scuole e nello specifico io vado a trattarlo nella gestione delle emergenze, quindi sotto pressione e con gli strumenti che sono a disposizione. Quindi oggi facciamo un semplice ripasso, però questo ripasso che faremo sarà utile per voi anche per, non so, voi siete di quarta, quinta? Quarta e quinta? Ecco, di solito è una cosa che con la formazione di oggi vi aiuterà anche per l'esame, perché devo dirvi che sono anche di solito mi chiamano un esterno per fare l'esaminatore, quindi state attenti, mi troverete in giro, quindi non voglio vedervi addormentati oggi. Non è una minaccia e basta. Ok, allora vi proietterò delle slide e con collaborazione il supporto verranno lette alcune slide, però ho bisogno anche di un'interazione da parte vostra, quindi vi coinvolgerò parecchio. Possiamo partire. Vai. Il mio termine è vai. Si capisce? Ok. Beh, allora, il corso sulla gestione delle intolleranze e allergie alimentari, questo è il titolo, nelle cucine da campo però. Allora, cos'è la celiachia? Intanto, scusatemi ragazzi, guarda che io ho l'occhio bionico. Voi a scuola avete già affrontato, l'HCP sicuramente, ma allergie e intolleranze alimentari l'hanno già fatta? Loro in quarta e quinta? L'avete fatta? È tutto chiaro? Sì? Chi è che ha detto sì? Venga con me. Ok, andiamo. Celiachia, allora. Vai. La celiachia, vado? Vai. La celiachia o malattia celiaca è un'infiammazione cronica dell'intestino tenue che si scatena in soggetti geneticamente predisposti dopo l'ingestione di glutine. Quindi non è che uno tocca un amico, una persona che è celiaca e diventa celiaco. Vuol dire che è predisposto geneticamente, vuol dire che nel suo DNA ha questa predisposizione, che può essere che all'età di 3 anni, 30, 40, 60 si manifesti in maniera importante e la persona scopre questo. In Italia ci sono circa 600.000 persone celiache, però di queste 200.000 diagnosticate, gli altri non lo sanno, può essere latenti o meno. Quindi fortunatamente però i medici sono molto più accorti in questo, e poi c'è Dr. Google che aiuta le persone che magari guardano e vanno insomma a informarsi per capire se hanno questa malattia autoimmune. Quindi la celiachia può essere che qualcuno di voi qui dentro sicuramente può essere celiaco o si accorgerà fra qualche anno di essere celiaco. Vai.
Con il tempo, a causa dell'infiammazione cronica, i villi intestinali tendono ad appiattirsi con un conseguente malassorbimento di nutrimenti. Sì, ho bisogno delle vallette volontarie che si alzino e vengono con me. Ce le abbiamo, vallette, sesso femminile, 4. 1, 2, 3, 4. Me ne manca una, ce l'abbiamo? Un'altra valletta, eccola qua. Vieni. E poi mi serve una bottiglia d'acqua di plastica, ok? Andate pure nel palco. Ok. Poi mi serve, per caso qualcuno qui non fuma però ha un accendino in tasca? Chi è che non fuma un accendino in tasca? Tu che non fumi, che è un accendino? No, ma perché fai il cuoco e i cuochi in cucina hanno l'accendino sempre. Avete l'induzione? Beh, può servire. Mi fate arrivare l'accendino? No, non lanciarlo perché la mia età non ci vedo bene. Al centro palco, ragazze, con me. Qua. Guarda che figata qua, vero? No, ma sembrano le ragazze adesso. Ecco, ragazze, mettetevi 2 a destra, 2 a sinistra, più vicine, mettete qua così. Con le mani fate così, lepite tutte le dita, create un cerchio come un foro in mezzo. Vai, metti le tue. Non è difficile. Vai. Ecco, questo è il vostro intestino. Serio adesso non è. Guardami. Giù. Fate così. Questi sono i villi intestinali. Li vedete? Vedete i villi intestinali? Boh. Oh, ehi. Questo è cibo. Prendi? L'ho preso, l'ho assorbito. Prende le vitamine, nutrienti, le proteine, aminoacidi. L'ha preso. Molla. Sono tutti villi questi. Questo è glutine. Questi sono i villi che sono atrofizzati. Fate i villi atrofizzati. Così. Prendi la bottiglia. Questa è la celiachia. Chiaro? Praticamente hanno distrutto. Ok? Ricordatevi questa cosa, è semplice. Tutti avete l'intestino, ok? Questi sono i villi, fioi. Capite che non sono grandi così i villi, vero? Ok? Questi sono i villi, quindi il glutine infiamma l'apparato, loro si atrofizzano, fanno così. Quindi i bambini che hanno la celiachia, non sono ancora accorti, non riescono a crescere perché non riescono a assorbire le vitamine, le proteine, aminoacidi, eccetera. Questa è la celiachia. È chiara la cosa? Adesso voi rimanete qui a fianco. Cioè non scappate, bravissimi. Applauso per le nostre vallette. Cioè all'esame, spiegata così, in 3 secondi prendete 12. Cos'è il voto massimo? 12, 14, ok, andiamo. Sintomi e reazioni. I sintomi sono solitamente a carico dell'apparato intestinale, vomito ricorrente, dolore addominale, diarrea cronica e inappetenza, ma possono coinvolgere anche altri apparati dell'organismo e organi interni. Praticamente un casino, vai. Con il termine glutine si intende il complesso proteico alcol solubile composto da gliadina gliadina e glutenina. Grazie. Allora, cosa vuol dire? No, scusami, è teatro oggi, è un'esperienza nuova anche per te. Bene, allora, cosa vuol dire questo intanto? Si può, domanda strana, ho l'occhio bionico fino in fondo io. Una persona può morire di celiachia? Facciamo così, io ho un'infezione a questo dito e non la curo, l'infezione va avanti, però non muoio per questo, va avanti, però se io non vado a curare questa cosa qua, se non presto attenzione, questa cosa va a influire su diversi organi del mio corpo, quindi è bene che vada a gestire questa cosa qua. Quindi la celiachia non porta alla morte, nel senso così come un'allergia, però va curata perché se tralasciata a lungo crea casini importanti e va a scombinare comunque parecchi organi del nostro corpo. Cos'è il glutine?
Il glutine è la proteina più grande che abbiamo in natura, che è fatta da 2 proteine, la gliadina e la glutenina. 2. Dai, è uguale, stessa roba. Qua. Dopo tu sei morta, perché l'ha spinta, vero? Ok, ferma qua. Una è gliadina. Come ti chiami tu? Eleonora. No, gliadina. Ah, ghiladina. Tu sei gliadina. Come ti chiami? Ghiladina. Gliadina. E tu sei glutenina. Glutenina, gliadina. Poi mettiamo dentro un po' di acqua. Qua. Mettiamo un po' di acqua. Questa è una planetaria, e poi arriva la forza meccanica, che sono io, sono la planetaria, e faccio così. Sta roba qua, quindi forza meccanica e acqua, crea il glutine. È chiaro? Quindi forza meccanica con acqua crea glutine, siete il glutine. Loro due, che è sto pacco di farina con acqua mescolato assieme, se vado sotto il lavandino e le risciacquo bene, diventano dure. Seitan. Ok? Quindi quando parlate di muscolo di grano, il famoso muscolo di grano che fanno diverse cose per vegetariani, vegani, eccetera, seitan è fatto da loro due. Gliadina e glutenina messe assieme risciacquate sotto l'acqua, che è la famosa criptonite per i celiaci. Ok? Superman, sapete chi è? C'è ancora Superman per loro. Superman è un supereroe di una volta che aveva il mantello rosso, con le mutande sopra i pantaloni, con scritto S. Ok? E praticamente la criptonite per i celiaci è il glutine, il seitan. Ok? Vai. Eccole qua, gliadina e la glutenina. Gli e glu. Vai. Ok, alimenti vietati per il celiaco. Li conoscete già. Grano, orzo, segale, avena, farro, kamut. Fioi. Il kamut è un marchio. Ok? È il Coruscant, è un marchio. Non è che molto spesso mi dicono io mangio, sono un celiaco, mangio il kamut perché fa bene, fa meglio. Non c'entra niente, è un grano con un marchio registrato, quindi è il Coruscant. Vai. Alimenti permessi sono questi, però in chicchi. Vai. In Italia c'è un'associazione, grazie ragazze, grazie. In Italia c'è un'associazione che si chiama AIC, Associazione Italiana Celiachia, che è un'associazione che aiuta le persone celiache ad affrontare il percorso di vita, perché è una cosa che si porteranno avanti sempre. Quindi questo è un strumento che mettono a disposizione per aiutare i cuochi e le persone celiache per capire cosa possono o non possono mangiare. Quindi l'ABC della dieta del celiaco, ovvero dove si trova il glutine, è rovescia la scritta rispetto ai criptogrammi. Quindi sì, adesso non lo vedete, ma sono il riso, il latte, lo zucchero, dove naturalmente non c'è glutine. A rischio sono quei prodotti che sono naturalmente senza glutine, tipo, non so, il mais, però macinato, poi è stato macinato in un mulino dove fanno anche frumento, quindi è possibile la contaminazione, quindi è a rischio. Invece no, sono il grano, il frumento, l'orzo, eccetera. Questi sono dei criptogrammi che vi aiutano anche in emergenza. Questo parliamo dell'emergenza, per aiutarvi nella velocità, perché in confusione uno guarda questo. Vai. Etichette tutelano legalmente il cliente dall'assenza di glutine e le diciture senza glutine e gluten free in tutte le lingue europee, accompagnata dalla spiga sbarrata o dal timbro del Ministero della Salute. Le conoscete queste? Chi conosce la prima, quella con spiga sbarrata rossa là? Alza la mano. È 2, Dio buono. E senza glutine qualcuno lo conosce? Nessuno. Ah, aspetta, c'è il test adesso. Sulle mani, tutte e due le mani. Sulle mani, tutte e due, chi non alza le mani è bocciato. Fioi, sulle mani è un ordine, non è una richiesta. Su le mani, su, tutte le mani, su. Adesso giù la destra e sulla sinistra alta. L'altra sinistra, adesso la destra. Giù tutte e due, alzate tutte e due e fate così con le dita. Tutte le dita, solo l'indice su e giù. E il mignolo, giù le mani. Adesso sulla destra. Questo serviva per ossigenare il cervello. Adesso siete a posto il flusso di sangue. Allora, una rivelazione che molto spesso sbagliano. Un prodotto senza glutine, che serve un prodotto a rischio, tipo una farina da polenta, farina di mais, come claim deve avere scritto senza glutine.
Non può esserci il marchio spiga sbarrata come garanzia e basta. Per legge è il senza glutine nella parola, perché lo spiga sbarrata è un marchio privato, ok? È il marchio di un'associazione che è una garanzia, però per legge l'etichetta deve avere senza glutine, ok? Dopo abbiamo anche il marchio del Ministero, perché le persone celiache hanno delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di prodotti appunto senza glutine, perché hanno un costo superiore, quindi c'è questa possibilità, questo claim che aiuta loro pure per la detrazione. Però è importante sia senza glutine. Questa è la dicitura nelle lingue della Comunità Europea. Vai? Il glutine è permesso in un prodotto senza glutine massimo 20 ppm, cioè 20 parti per milione. Quella è la soglia massima che una persona celiaca può assimilare, trovare all'interno di un prodotto senza glutine. Vai? Abbiamo capito cos'è il glutine? Ok. Qualcuno sa cos'è la differenza fra allergia al glutine, celiachia o gluten sensitivity? Sono 3 cose diverse. Celiachia vuol dire venite qui. Una volta era così, si diceva vieni qua così con le mani, no? Qua. Questa, vieni. Loro sono celiachia, ok? Poi c'è, quindi è un problema di villi intestinali, di malattia autoimmune, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è chi è intollerante al glutine, paragone, come mia nonna che fa, quando mangi i peperoni mi viene su, ok? Quindi una persona che fa fatica a digerire il glutine, quindi ha sintomi simili alla celiachia, però non è né allergica e non è né celiaca, fa fatica a digerirlo e si gonfia la pancia, però non ha malattia, non ha celiachia, eccetera. La terza cosa invece è l'allergia, che dopo affronteremo. Quindi molto spesso la gente dice io sono allergica a farina, e magari semplicemente è la nonna o la persona che gli dà fastidio il glutine, cioè viene su, non riesce a digerirlo. Molto spesso questa è problematica nella ristorazione, perché la gente si presenta con una cosa e invece è tutt'altra. Ok? Grazie. Vai. Lattosio. No, ancora qua voi. Venite qua un'altra volta. Sì, qua in centro. Vai con lattosio. L'intolleranza al lattosio si verifica in caso di mancanza parziale o totale della lattasi, l'enzima in grado di scindere il lattosio, zucchero composto, in glucosio e galattosio, rendendo complicata la digestione degli alimenti contenenti lattosio. Ecco, queste 4 ragazze adesso sono lattosio. Ok? È bellissimo. Lattosio. Vai, gira. Ecco. Cosa vuol dire? Lattosio è uno zucchero che quando voi mangiate, io ho mangiato loro, ok? Ho mangiato loro dentro, ma tutte e 4 assieme, mettete vicino, sono grandi, non riesco ad assorbirle, non riesco i villi non riescono ad assorbire loro che sono lattosio. Quindi all'interno del mio intestino ho un enzima, bello, mi serve uno giallo bello che si veda. Ho un bel enzima, si vede? Ho un bel enzimone che si chiama lattasi, che è un enzima che noi normalmente abbiamo nell'intestino. Praticamente che compito ha lui? Lui scompone, divide tutto il lattosio, lo scompone, lo divide in singoli, ok? E diventano galattosio e glucosio. Quindi il nostro enzima nella nostra pancia va a scomporli, crea tutti i zuccheri piccolini e io, essendo piccolini, riesco ad assorbirli. Ok? Ci siamo? Facciamo conto che il nostro lattasi quel giorno non c'è. Ok? Perché non è che ci sia solo lui, ce ne sono tanti che fanno questo lavoro. Però può essere che qualcuno di voi ne abbia meno, ce ne sono 2 invece di averne 500. Quindi loro sono qua e lui non ce la fa a dividerli tutti. Cosa succede? Che il nostro corpo, il nostro intestino, non riesce a digerirle, comincia a fermentare. Io comincio a gonfiarmi perché loro dentro non riesco a digerirle. E dico al cervello, dammi un po' di acqua che provo a sciogliere ste ostie qua che non riesco a digerirle. Quindi tiro dentro acqua per riuscire a scioglierle, a fare qualcosa, ma non ce la faccio. Quindi quest'acqua che io chiamo e io non riesco a sciogliere loro, succede molto spesso che entra nel lattosio a scariche. Questo succede. Questo l'ho fatto semplificata. Se c'è un insegnante di alimentazione mi denuncia tra poco, però devo farla capire ai ragazzi com'è la cosa, ok? Quindi questo è quello che succede in linea di massima. Quindi adesso noi abbiamo scomposto l'ore in galattosio, glucosio, grazie a lattasi. Un applauso lattasi! Ok?
La tasi, fermo qua. La tasi ce l'abbiamo dentro nell'intestino, però in farmacia lo trovo anche. Quindi posso andare in farmacia e mi fa, mi dà un bel lattasi giallo? No. Mi dà un po' di lattasi, quindi sono le famose pastigliette che in farmacia uno può prenderle e si prendono prima dei pasti che aiutano a fare questa cosa. Però se uno può evitare di prendere lattasi ogni volta, cioè magari evita di mangiare lattosio, lattasi nell'emergenza, intendiamo così. Ok, è chiara la cosa? Questa è la più famosa intolleranza che conosciamo. 50% di voi, cioè metà sala qui dentro ora è intollerante al lattosio. Metà sala. Chi più, chi meno, chi beve un po' di latte al mattino e fa le corse in bagno, chi meno, eccetera. Poi sono tempi diversi. Perché il nostro corpo non sarebbe fatto per digerire il latte, nel senso sarebbe fatto per lo svezzamento, ma non prolungato. Ok? Grazie, sempre lì. Avanti. Dolori addominali, pesantezza dello stomaco, diarrea, l'avete capita? Vai. Vai. Ecco, in Italia, mentre per la celiachia c'è AIC, per il lattosio c'è l'Associazione Italiana Latto Intolleranti, che è un'associazione che supporta un sito che chi avesse difficoltà può guardare per trovare degli spunti di aiuto. Vai. Ok, vai. Questi sono dei marchi, come AIC aveva il marchio spiga sbarrata, questi sono marchi per lattosio, vai? Ecco, questi sono prodotti normalmente non consentiti perché sono ricchi di lattosio all'interno, vai? Com'è che fanno a fare la formagella senza lattosio, il Philadelphia senza lattosio, eccetera? Hanno queste cisterne, hanno simulato il mio intestino. Prendiamo un bussolotto di lattasi, lo mettiamo dentro il mio intestino e praticamente facciamo fare questa scissione all'interno di queste vasche. Ok? Abbiamo simulato quello che viene fatto di solito nell'intestino, quindi loro sono qua dentro, mettiamo dentro un po' di pastigliette e facciamo questa scissione. Quindi facciamo prima il latte senza lattosio, a caso, Zimil. Ok? Vai. Posto. In alcuni prodotti invece questa cosa avviene naturalmente, quindi quando abbiamo una maturazione, la fermentazione eccetera, i formaggi stagionati eccetera, questa qua viene naturalmente, tipo il gorgonzola, il parmigiano reggiano, il grana padano, tendenzialmente gli stagionati sopra i 12 mesi, tendenzialmente questo, con disciplinare, vai? Ok, vai un attimo, buon dietro. Parmigiano reggiano, grana padano, sono molto simili, cambia l'etichetta, ma in sostanza ce n'è uno che ha una cosa in più. Succede che il grana padano all'interno abbia l'isozima, che è un derivato dell'uovo, perché si usa come conservante. Perché il consorzio del parmigiano reggiano dice quel latte con le mucche che hanno mangiato foraggio, ok? Invece il grana padano, il consorzio dice mucche che hanno mangiato foraggio, anche silati, anche mangimi. I silati sono fermentati, quindi possono indurre il processo di fermentazione nella lavorazione successiva, nella maturazione. Quindi l'isozima, che è una parte dell'albume dell'uovo, lo usano come conservante. Quindi se una persona è allergica, un bambino allergico all'uovo, può mangiare tranquillamente il grana padano? No. Il parmigiano? Sì. Ma anche altri formaggi, molto spesso nell'etichetta scritto può contenere tracce di uova, non è che è Mario che ha rotto un uovo sopra per sbaglio, è perché si usa come conservante, ok? Quindi non date per assodato che sia senza uovo un formaggio. Questa è la differenza tra parmigiano reggiano e grana padano. Nell'esame è la domanda che frego mezzi di voi. Occhio sta roba qua. Parlando di... Vai il successivo. Di allergia. Voi quanti anni avete adesso? 17? Ok. Esattamente 2 settimane fa, una vostra coetanea, se avete visto il telegiornale, è mancata, giocava a pallavolo nel Lazio, Sofia, perché andando in un ritiro per lo sport, nel ristorante, non si sa ancora bene cosa o come, ma ha avuto un contatto con le proteine del latte, la caseina, e sta ragazza non c'è più. 15 anni. Quindi, quando io vado nelle scuole a insegnare che mi trovo
insegnanti o quando vado a fare consulenza nei hotel, 5 stelle, locali stellati, giro tutta l'Italia, vedo molto spesso sta cosa, va bene gli allergici li lasciamo qua o là eccetera, ma vi parlo del papà di un ragazzino allergico. Mio figlio ha 22 anni, è allergico ai crostacei e con sé deve portare sempre 2 adrenaline. Se in un locale sbaglia con mio figlio e ha la sfortuna di non aver con sé l'adrenalina o chi è a fianco a lui non è preparato, non lo vedo più. Quindi questo momento deve essere importante, che non è perché voi fate l'alberghiero, perché potrebbe essere qualsiasi persona, ma è una cosa che vi porterete a vita, come poter aiutare uno con un massaggio cardiaco o un soccorso, cioè dedicarsi al prossimo vuol dire questo, che sia un compagno in classe che ha un'intolleranza o un'allergia, quando faccio le pratiche ci penso 2 volte perché ho la sua vita nelle mie mani. Noi come cuochi abbiamo molto spesso questa cosa. Io a parte fare il formatore a un'azienda di famiglia, a un ristorante, e domenica a pranzo avevo 12 comunioni in contemporanea, di cui ne avevo 12, giusti? 12 celiaci e intolleranti al lattosio, 4 allergici e un bambino che non può mangiare le proteine. Quindi avevo praticamente 18 menù speciali che ho gestito io personalmente, però quando ho chiuso occhio domenica notte ero così, cioè non l'ho chiuso, perché avevo con la tensione a 1000, perché responsabilità importanti. Cosa posso suggerirvi? Di fare test con i professori, esercitarvi e non mettere sotto gamba questa cosa qua, perché prima o dopo o un vostro cliente o un vostro amico può avere questa necessità e può capitarvi sempre. Come spiegano come usare il defibrillatore, ma a me non capiterà mai, sono giovane. Ho capito, ma tua mamma, tuo papà siete in vacanza da qualche parte, ha un infarto, è defibrillatore e tu guardi, perché magari il momento scolastico dove lo insegnavano voi eravate con la testa per aria. È normale, avete 17 anni. La ragazza che è mancata, Sofia, di 15 anni, cioè suo papà era lì, l'ha presa, l'ha portata in camera. Vai. Food Allergy Italia è un'altra associazione che aiuta le persone che hanno allergie alimentari. Quindi come c'è i CCALI c'è Food Allergy Italia, quindi è sempre un'associazione che dà supporto alle famiglie che hanno difficoltà e affrontano questo percorso. Vai. Questa da leggere. Cos'è l'allergia alimentare? L'allergia alimentare è una reazione immunologica verso proteine alimentari normalmente tollerate. Ecco, cosa succede? Qua con me. Mi serve un bel maschietto, un maschio. È pronto da prima. Se abbiamo un maschio, guardalo qua, vieni giù, buttati che è morbido. Dai giovane, 5 secondi, 4 secondi, 3 secondi, salta. Venite qua. Con calma, nessun problema, sono solo 300 persone ferme. Dai, avanti, avanti, su. Allora, io ho mangiato oggi, ho mangiato questo pezzo di carne, ok? Quindi queste sono proteine, diciamo così. Anzi, ho mangiato un uovo. Queste sono le proteine di questo uovo. Voi sapete che non è che io digerisco una proteina, ok? Le proteine sono fatte di un insieme, dividetevi, un insieme di amminoacidi, come il discorso dello zucchero. Loro sono scomposte e io riesco a assimilarle, ok? Il mio organismo, che ha ingerito loro, che sono l'uovo, le vede come un nemico, ma un nemico brutto, ok? E praticamente il mio sistema immunitario, le mie immunoglobine, i miei anticorpi, il mio sistema di difesa, come ti chiami? Federico. Chi sei tu? Il tuo sistema immunitario. Sei tu. Ok. Il mio sistema immunitario, che è Federico, che è buono lì, non fa niente, eccetera, praticamente ha una reazione matta perché vede queste proteine e le vede come un nemico e praticamente lui, che è un sistema immunitario assieme a... No, dopo.
Lui, che è un sistema immunitario, assieme a molti altri suoi collaboratori, come faceva prima Lattasi, e praticamente... No, com'è no così però? No, ma com'è? Mi serve attenzione verso il pubblico, ok? Praticamente lui va a avere una reazione avversa, si chiama una reazione avversa spropositata. Quindi il sistema immunitario, che sei tu in questo caso, ha una reazione avversa verso questo allergene, che sono le proteine, che può essere il pesce, può essere l'uovo, crostacei, eccetera. Quindi questa sua reazione avversa va a creare malanni all'interno dell'organismo, e quindi una persona va a coinvolgere diversi organi del proprio corpo e può arrivare anche all'anafilassi, quindi uno shock anafilattico. Ok? A posto, grazie. Grazie. Vai. Ok. Allora, i sintomi e le reazioni. Si manifesta con eruzioni cutanee, con dolori intestinali, vomito, diarrea, andiamo a coinvolgere l'apparato respiratorio, neurologico, e poi indurre appunto shock anafilattico. Vai? Eccoli qua, vedete, cute, cavo orale, apparato gastroenterico, apparato respiratorio, cardiocircolatorio e neurologico. Com'è che si va a ovviare questa cosa qua? Vi dicevo prima l'adrenalina. Praticamente l'adrenalina cosa fa? Va a inibire il sistema immunitario. Quindi di solito una persona può avere l'antistaminico, Ventolin, il cortisone o l'adrenalina. Questo è un sistema per fermare il sistema immunitario. Voi sapete quando prendete un antibiotico, che dopo finito la cura antibiotico praticamente avete delle difese basse del sistema immunitario, perché praticamente vi hanno annullato tutte quante le vostre protezioni. Okay? Praticamente quando c'è un'allergia, il sistema per annullare, bloccare sto cavolo di sistema immunitario vostro, fanno l'adrenalina. Poi quando arriva l'ambulanza, eccetera, va sempre chiamata, fanno le flebo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se uno ha un'allergia adesso e si fa l'adrenalina, non è che buon a posto, una pacca sulle spalle e va a casa, va in ospedale, si fa tutta quanta la notte in ospedale, perché può avere una reazione bifasica, quindi una doppia reazione in questa cosa qua. Vai? Quindi quando sono gli allergeni li conoscete già, cereali contenenti glutine, crostacei, pesce, bla 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 bla. Questi sono 14, ma non è che quelli sono 14 allergeni e gli altri non sono allergeni, sono quelli più frequenti che la comunità europea ha individuato in Europa. Ha detto questi 14 qua sono quelli più frequenti, quindi sono evidenziati in tutti i vostri menù che fate, che stilate, eccetera. Vai? Questi sono i pictogrammi. Per la fortuna che abbiamo, ogni paese europeo fa quello che vuole. Quindi quello che voi vedete sotto in mezzo, sesamo, lo vedete? Sotto, a sinistra. A fianco sono i lupini. Sembrano le palle di Dragon Ball. Ok? Quindi ogni paese ha le sue. Quindi non vuol dire che in Italia è uguale alla Francia, alla Spagna, all'Inghilterra. Questa è una cosa che la comunità europea deve ancora sistemare. Vai? Questa è una penna salvavita con l'adrenalina all'interno. Tanto per darvi un'idea, la si fa sopra i pantaloni, basta che non sia un pantalone di 1 centimetro, si tiene la siringa là 10 secondi, poi si massaggia, eccetera. Non è possibile che la scuola ne tenga 2 nell'armadietto o che io in ristorante ne tengo 2 se mai capita una rogna, perché l'adrenalina è a persona, ci vuole un'anamnesi da parte di un medico, ok? Perché io dico, voi siete persone con buon cuore, ne prendiamo 2 che se uno sta male ce l'ho, cioè non è un problema di 100 euro all'anno, ma non si può, perché se la persona poi ha un problema ulteriore perché voi avete fatto l'adrenalina, che tu ha un pacemaker, eccetera, sono cavoli. Però può essere... Chiamo 118, buongiorno, ho una persona non cosciente, ha queste reazioni, ha appena mangiato pesce, secondo noi ha uno shock anafilattico perché ansima, suda, è svenuta, eccetera, 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 però ho un nostro ospite che è qui all'adrenalina e che è qui vicino a me. E cosa possiamo fare? Sempre in comunicazione con 118, che loro sono sul pezzo. E dicono, guardi, noi abbiamo un'ambulanza a 40 minuti, non ce la facciamo arrivare, sono tutti impegnate perché, eccetera, ma loro vi dicono se farla o meno. Ok? Perché non potete farlo voi di libera iniziativa. Ok? Ce ne ho io, falla tu. No. Ok? Sofia, l'altro giorno suo papà, eccetera, porta su, fa adrenalina e non è stato sufficiente il tempo di arrivo dei soccorsi. Dovrebbe essere così. Questa è una cosa che mi fa paura, perché per quanto questo papà era pronto, aveva l'adrenalina, Dio buono. Vedete il discorso dell'adrenalina. Vai? Quindi cos'è l'intolleranza alimentare? È una
è una carenza enzimatica. Come il lattosio mancava la famosa lattasi, mio nonno che viene sui peperoni gli manca un enzima per scomporre i peperoni, perché è un discorso di digestione, tendenzialmente di zuccheri. Vai? Invece l'allergia alimentare è un discorso di proteine, una reazione avversa verso le proteine che porta alla morte. Allora, allergia alimentare non è per tossicità, perché non dipende da quanto ne mangio, tanto o poco. Invece intolleranza alimentare è tossicità, nel senso se mangio tanti funghi o pochi funghi, come per le fragole, eccetera, eccetera. Vai? Ok. Abbiamo capito la differenza tra allergia e intolleranza? Ci siamo? Che ore sono? Che ore sono? Quanto mi manca di tempo? Cos'ho? 25 minuti? Leggo la Divina Commedia, 25 minuti io. Adesso faccio breve. Favismo. Abbiamo oggi il DSE della Sardegna, che è un paese che è ricco di persone faviche. Cos'è il favismo? Vai? È una malattia ereditaria causata dalla carenza genetica di una proteina che si trova prevalentemente nei globuli rossi, con conseguente perdita della sua funzione protettiva. Quindi abbiamo sta protezione che se una persona favica è scarsa di questa protezione, una persona se mangia fave va in emorragia ai globuli rossi, in poche parole. E poi lì succede che ha bisogno di una trasfusione, eccetera, eccetera, eccetera. Il popolo sardo molto spesso ha questa caratteristica, sono molte persone. Se andate su un supermercato che hanno le fave fresche, trovate scritto attenzione in questo punto vendita, sono in vendita le fave, ok? Quindi come per la celiachia è non mangiare glutine, stessa cosa per il favismo è non mangiare le fave. Vai? Sì, adesso taglio. Fave fatto, posto favismo, non si mangiano. Vai? Nickel. Uno non è che mangia nickel allergico, il nickel è un accumulo di metalli, ma il nickel, è presente dappertutto. Che può essere, sintomi cutanei, extracutanei. Cutanei è l'orecchino qua che mi fa psoriasi, mi dà fastidio, extracutanei sono quando li mangio, eccetera. E come si adopera per ovviare questa cosa? Ovviamente sono prodotti, ecco, dipende da dove sono coltivati, può essere un terreno ricco di nickel dappertutto. Può essere un terreno più ricco o meno ricco di metalli, ok? Quindi poi dipende anche se sono dati conservanti, fitofarmaci, eccetera. Qui fa differenza su questo aspetto. Le fragole possono avere più o meno nickel, dipende da dove nascono, sono cresciute. Ovviamente sono dei prodotti più o meno ricchi di nickel. Vai. Ecco, come facciamo a gestire il discorso del nickel anche in emergenza? Semplicemente evitiamo i contenitori metallici con acqua calda, acida e anche sale, perché il sale, come l'acidità, come per i coltelli, va a far da sequestrante, estrae dalla pentola bollente e mi porta il metallo nell'acqua. Quindi se fosse mettiamo la parte acida, eccetera, la parte finale, ma mai pentole in alluminio, ma in acciaio dedicate. Stessa cosa il coltello, l'affettatrice, ma privilegiamo gli utensili che sono in ceramica, Pirex e via. Vai? A posto? So che è un corso intenso, ma diabete, vai. Semplicemente una persona diabetica deve fare i pasti principali più tutti i merendini per avere una distribuzione, diciamo così, omogenea e non avere picchi glicemici, evitando zuccheri diretti, ma prendere carboidrati complessi tipo riso, pasta, dove il corpo deve scomporli e ci mette un po' più tempo ad assimilarli. In più, se andiamo ad aggiungere anche delle fibre all'interno, tante verdure, questa cosa qua rallenta ancora l'assorbimento da parte dei villi intestinali, così non ho famoso su e giù veloce. Per ovviare in emergenza, se c'è possibilità, una persona diabetica se ha difficoltà mangia proteine, ok? Perché il pane, zuccheri, ha molto zucchero. Vai. Campo d'emergenza, vai. Il problema più grosso nei ristoranti, campi d'emergenza, è la comunicazione, vai. Quindi chi parla, chi ascolta, chi vede, il problema è proprio questo, la comunicazione, vai. In un campo d'emergenza c'è l'accoglienza, facciamo finta che questa sia l'accoglienza, vengono registrate le persone nei campi d'emergenza e poi c'è un banco che dice: buongiorno signora Maria, lei ha qualche esigenza alimentare? Sì, io sono celiaca. Allora abbiamo Giuseppe,
che nel caso della scuola lo facciamo con persone tipo l'accoglienza, che indica, cioè la signora Maria ha questa difficoltà alimentare, così la cucina dietro le quinte sa come gestire questa cosa qua e viene informato lo chef e tutta la brigata di questa presenza, vai? Ecco, questo è il problema più grosso, non so se lo capite. Madonna, non so neanche più le canne a questa età, ok? Perché una volta c'era questo problema di comunicazione, vai? Quindi il capo cucina informa tutti quanti i collaboratori, vai? Si fa il menù assieme, vai? Se devi imparare a leggere l'etichetta con gli ingredienti additivi allergeni, perché è molto importante leggere questo, vai? Avere utensili specifici per evitare la contaminazione durante le lavorazioni, vai? Nel caso del DSE, adesso la facciamo breve, però abbiamo una sezione dedicata nella cucina Italia, dedicata alle allergie, abbiamo proprio degli utensili di colore diverso, il sale, il problema più grosso di solito è il sale, che c'è un sale in cucina, tutti mettono la mano dentro, chi fa il pane, chi fa questo, quello, e c'è glutine a go-go. Quindi di solito usiamo il macina pepe, macina sale per evitare appunto le contaminazioni, perché poi di corsa ti scappa sta cosa, vai? Ecco, torno indietro, se abbiamo difficoltà che la cucina è piccola e non ci stiamo a fare tante robe, chi si dedica a fare il no glutine, la Gabriella comincia alle 6 di mattina a campo di emergenza, dalle 6 alle 7 fa lei senza glutine e senza latticini ad esempio, senza latte derivati, e dopo entra la brigata importante per evitare appunto, se la cucina è stretta non c'è alternativa, perché in emergenza noi non possiamo dire no, ma noi non diamo da mangiare a una persona così. Una persona che ha perso la casa, ha perso un familiare, non gli do da mangiare perché è anche allergica, è Dio santo. Quindi bisogna avere formazione per aiutare queste persone. Vai? Gli allergeni avete capito? Vai? I grembiuli puliti o monouso? Vai? Pulizia? Vai? Piatti, il codice colore, perché molto spesso succede che io faccio giusto in cucina, però poi tra i passaggi, tra la consegna, un campo, un casino, il piatto senza glutine, tu sei quello allergico, sei tu, glielo dà, invece per una persona celiaca invece questo è allergico al pesce e io farò un casino. Quindi mai utilizziamo dei pennarelli con dello scotch per scrivere sopra il piatto specifico per chi è, vai. Come si scrive un menù? Si scrive un menù e si mettono i pittogrammi, però anche i pittogrammi dobbiamo capire se li capiscono. Vai. Quindi scriviamo il menù con gli ingredienti e gli allergeni in evidenza, così magari una persona che magari è intollerante a qualcos'altro vede anche c'è l'aglio, a me non piace l'aglio, però lo leggo scritto, è uno strumento utile, vai via dritto qua. Qua vegano, vegetariano, sapete cosa parliamo, sono scelte alimentari, vai, e poi abbiamo le scelte per religione, kosher, halal, però questa è una cosa che potete studiare da soli, vai, ok. Però adesso arriva questo, vai. Ecco, questo è un momento serio. Vai. Ecco, sono immagini forti. Vai. Ci serve una mano. Noi come DSE riusciamo ad accogliere volontari, ma siccome i volontari nostri sono formati, assicurati eccetera, sono volontari che hanno 18 anni, però voi siete in prossimità di questo momento, quindi vi mettiamo già l'input in questo, però siccome voi siete social e noi poco social, vai, perché noi siamo, come si chiamano, Matusalem, tutte queste robe qua, no, che non ho capito, vai, aspetta, prendete il telefono, ce l'avete il telefono? Non prende, dopo a casa, compiti per casa, telefono, vai, Instagram, Facebook, vai, noi abbiamo Facebook e anche Instagram. Facebook è una cosa che ha inventato negli anni 50, che voi non la conoscete, ma c'è Instagram, quindi c'è poca roba, ma stiamo adoperando per incrementare il nostro canale, si dice, quindi mettete mi piace, tipo, no, così circa, vai, a posto. Grande. Grazie allo chef Ermanno Zago che ha reso fruibili degli argomenti veramente impegnativi. Forte, vero?
Allora, io vorrei chiudere questa giornata ringraziando il Dipartimento di Solidarietà Emergenza della FIC nazionale e nelle sue declinazioni territoriali, in particolare del Veneto e della Sardegna. Vorrei ringraziare voi ragazzi e vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di organizzare non solo questa giornata, ma anche la giornata che vivremo domani, e in particolare la nostra Prealpi Soccorso che è qui presente. Ecco, il tema che è stato affrontato per ultimo è un tema importantissimo nella gestione dell'emergenza. Quindi capite il perché era importante fare questo intervento. Non era una lezione oltre le lezioni che voi già sentite a scuola, è perché anche in emergenza non ci si può dimenticare di queste cose. E quindi grazie per avercele ricordate, chef Ermanno Zago, grazie anche della sua simpatia e grazie a tutti. Come da circolare potete fare rientro secondo le indicazioni date. Grazie anche ai vostri docenti che sono stati qui con voi oggi. Grazie al professor Andolfato, grazie a Federico Campodall'Orto e alla nostra presentatrice Grazie mille a voi. Valentina della Z Group. Grazie a tutti voi.